Buongiorno e ben ritrovati, prima edizione dei nostri telegiornali alle 12 puntuali, come sempre per raccontarvi tutti gli aggiornamenti nelle ultime ore con i nostri servizi e i nostri inviati. Tra pochissimo vi racconteremo quello che sta accadendo in questi ultimi giorni a Ponzano Veneto con ragazzini che lanciano uova ma anche sassi e acqua contro case e auto in corsa, e poi la tragedia nel veneziano di un tredicenne che si è tolto la vita a poche ore dall'esame orale di terza media, e ancora una maxi operazione della Guardia di Finanza di Padova. Siamo a Cittadella, ma iniziamo con l'omicidio di San Stino di Livenza. Il GIP del Tribunale per i minorenni di Trieste ha convalidato il fermo del 17enne che ha ucciso la zia Chiara Guerra massacrandola con 30 coltellate, tentando di bruciarne il corpo prima di gettarlo nel canale. Ha parlato il 17enne che ha ucciso la zia Chiara Guerra, 53 anni. Ha raccontato al magistrato del Tribunale dei minori di Trieste quello che è accaduto quel terribile giorno quando ha coltellato la zia per ben 30 volte e poi ha tentato di bruciarne il corpo per far sparire il cadavere. Il ragazzo è arrivato dalla struttura protetta di Treviso, cui è stato affidato, assistito dalle sue legali. Alle 12:10 è iniziata l'udienza di convalida del fermo. Sull'avambraccio destro portava un gesso, conseguenza di un ferimento la cui causa è in fase di accertamento perché potrebbe essere collegata al delitto. L'udienza si è conclusa dopo oltre un'ora e mezza. Sui contenuti delle sue dichiarazioni c'è il massimo riservo. Il 17enne deve rispondere di omicidio volontario e occultamento di cadavere. La prima ispezione cadaverica sul corpo dell'insegnante 53enne, eseguita dal medico legale Antonello Cirnelli, aggiunge se possibile orrore all'orrore, consegnando sequenze feroci agli investigatori. Il 17enne avrebbe colpito la zia per una trentina di volte in tutto il corpo, dalla gola al torace, non lasciandole scampo. Dopo aver tentato maldestramente di dare fuoco al cadavere, lo ha coperto con un telo e caricato sulla carriola. Lui, esperto in giardinaggio, sapeva come fare. Poi i due viaggi, il primo per scaricare la zia nel torrente Malgher e poi nel fiume Lemene, ha gettato il cellulare della donna e i vestiti che indossava al momento dell'omicidio. Si continua intanto a cercare l'arma del delitto che ancora non è stata trovata, un coltello da cucina. Il ritrovamento del corpo da un punto di vista investigativo è un punto fermo, il primo utile per ricostruire la dinamica e trovare riscontro alle parole del ragazzo. Quanto al movente, il giovane che compirà 18 anni fra 2 mesi ha parlato di un rimprovero della zia come causa scatenante della sua furia omicida. Sullo sfondo quel clima familiare esacerbato per la gestione del ricco patrimonio dei nonni del ragazzo e genitori della vittima, entrambi ospiti di una struttura per anziani. Da un lato le indagini, dall'altro le inquietudini di un'intera comunità, con il comune di San Stino che ha attivato con l'ULSS 4 una task force psicologica per sostenere principalmente gli alunni e i colleghi di Chiara in questi giorni impegnati con gli esami e gli scrutini di terza media. Un vuoto tra i banchi che resta a carico di dolore e tante, troppe domande. Si è conclusa con un patteggiamento la vicenda del medico padovano accusato di abusi sessuali nei confronti di 4 pazienti. Ha patteggiato 2 anni e 6 mesi senza la sospensione della pena il medico infettivologo di Padova, accusato di aver abusato di 4 pazienti durante le visite in ospedale. La sentenza ieri in tribunale a Padova tra la delusione delle 4 vittime che hanno sempre presenziato alle udienze, a differenza del medico che ha sempre rifiutato l'interrogatorio. I fatti risalgono al 2022, quando il professionista cinquantenne era responsabile dell'ambulatorio specializzato della preesposizione da HIV dell'azienda ospedaliera di Padova. Per lui anche la sospensione di 9 mesi dall'esercizio della professione medica e il risarcimento di 5.000 euro ad ogni vittima. L'azienda ospedaliera invece si è costituita come parte danneggiata. La sospensione del medico era arrivata a dicembre del 2025 dopo le denunce di 4 pazienti, tra di loro sconosciuti ma che hanno raccontato le violenze sessuali subite durante le visite con palpeggiamenti nelle parti intime. Tutti e 4 hanno raccontato dinamiche identiche senza mai aver contatti tra di loro. Dunque per il giudice è una prassi consolidata quella del medico che ha portato così all'indagine e al processo. L'intera comunità di Zero Branco è ancora sotto shock per la morte di Giacomo Gobbo, 19 anni, vittima di un tragico incidente mortale contro un trattore ieri mattina. L'esatta dinamica dello schianto al vaglio delle forze dell'ordine.
Il trattore fermo in mezzo alla strada, la moto che viene sollevata dall'asfalto, i lampeggianti dei soccorsi arrivati nel disperato tentativo di strappare un ragazzo alla morte. Sono immagini che fanno male, quelle dell'incrocio tra via Commisso e via Guidini, a Zero Branco. Ancora di più quando quel ragazzo ha un nome e un volto che tutti conoscono, Giacomo Gobbo, 19 anni appena. Una vita ancora tutta da vivere, spezzata in pochi istanti a poche centinaia di metri da casa. È ancora da chiarire l'esatta dinamica del drammatico schianto avvenuto nella tarda mattinata intorno alle 11, all'intersezione tra le due strade. La moto, condotta dal giovane, si è scontrata frontalmente con un trattore dotato di un rimorchio, guidata da un 71enne di Preganziol. Secondo le prime ricostruzioni, il mezzo agricolo sarebbe stato impegnato in una manovra di svolta, mentre il motociclista stava procedendo in direzione opposta. L'impatto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti in pochi minuti i sanitari del 118 con automedica, ambulanza ed elisoccorso, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Giacomo è morto sul colpo. Saranno ora la polizia locale e i carabinieri intervenuti sul posto a ricostruire l'esatta dinamica della tragedia. Al vaglio anche le telecamere di videosorveglianza presenti all'intersezione per chiarire ogni dubbio. La notizia si è diffusa rapidamente in paese, lasciando sgomenta un'intera comunità che conosceva bene il giovane e la sua famiglia. A pochi metri di distanza dal luogo della tragedia si stava anche svolgendo il grest della parrocchia, dove molti amici di Giacomo e la sorella minore si stavano divertendo, fino a quel dannato momento. Un ragazzo che tra l'altro conoscevo personalmente per vari motivi. Lui personalmente perché è legato alla società di calcio dello Zero Branco, era stato tra l'altro uno dei primi che l'anno scorso si era dato disponibile, quando è stata un po' rifondata la società, a dare una mano e a mettersi in prima linea, e devo dire dimostrando anche una maturità oltre che una capacità fuori dal comune. E poi perché il papà lavora in ufficio tecnico, è una delle posizioni organizzative dell'ufficio tecnico in ambito di edilizia privata qua in comune a Zero Branco. Giacomo, nato nel novembre del 2006, frequentava l'Università di Ingegneria a Padova e aveva davanti a sé il futuro di un ragazzo di appena 19 anni. Un futuro che si è tragicamente interrotto in pochi istanti, lasciando mamma Lucia, papà Ivano, la sorella Giulia e la fidanzata nel dolore più profondo. Innanzitutto adesso è anche il tempo da una parte del rispetto nei confronti della famiglia, e dall'altro comunque è il momento in cui tutta quanta la comunità dovrà un po' iniziare a capire cosa è successo e in qualche modo trovare anche il modo di reagire, e quindi ci sarà senz'altro un momento, uno spazio di ricordo per Giacomo, ma ci sarà comunque la necessità, ecco, tutti quanti insieme di abbracciare, di dimostrare questa solidarietà a tutta quanta la famiglia, perché una vicenda del genere, insomma, non può lasciare indifferente a nessuno, tocca a tutti quanti. Stroncato da un malore al volante, muore un 64enne di San Polo di Piave, Bruno Papa. L'auto dell'uomo è stata vista in un fossato questa mattina alle 8:30 da alcuni passanti che hanno allertato i carabinieri. Il 64enne, colto da malore, è finito fuori strada morendo sul colpo. Il cordoglio del sindaco Nicola Fantuzzi. Si tratta, ha detto, di una notizia che ci addolora profondamente, me in particolare in quanto lo conoscevo molto bene. La famiglia in questo momento di grande dolore, ci stringiamo attorno a lei con affetto insieme ai parenti e a tutti gli amici. E tragedia nel primo pomeriggio di ieri in un'azienda agricola a Istrana. Un dipendente di 49 anni ha un malore mentre stava caricando un camion. Colto da un arresto cardiaco mentre era al lavoro, è il dramma che si è consumato nel primo pomeriggio attorno alle 14 all'interno dell'azienda agricola Cadorina a Istrana. A perdere la vita mentre stava caricando un camion è il 49enne Diego Forner, residente a Cavaso del Tomba, dipendente dell'azienda. Per mezz'ora i colleghi e poi i sanitari del SUEM intervenuti con ambulanza ed elisoccorso hanno tentato invano di salvarlo effettuando il massaggio cardiaco. Purtroppo però il 49enne è deceduto sul posto. La morte è avvenuta in una giornata segnata da temperature elevate che stanno interessando l'intera area, ma stando alla prima ricostruzione però l'uomo stava lavorando all'interno all'ombra. Sul caso indagano i carabinieri di Istrana insieme ai tecnici dello Spisa dell'ULS 2 che stanno effettuando gli accertamenti necessari per ricostruire le ultime ore dell'uomo e il contesto lavorativo in cui si è verificato il malore. Si prospettano giorni difficili per i lavoratori nella Marca e in Veneto. Proprio ieri è stata firmata l'ordinanza regionale dal presidente del Veneto Alberto Stefani, entrata in vigore oggi e valida fino al 31 agosto, che vieta di lavorare all'aperto proprio nelle ore più calde, dalle 12:30 alle 16.
E ieri sera, intorno alle 23, in via Stadio ad Ormelle, un 49enne alla guida del suo scooter è uscito di strada per cause ancora in corso d'accertamento. L'uomo è stato elitrasportato in prognosi riservata all'ospedale di Treviso, dove si trova tuttora ricoverato. Non è in pericolo di vita. La ricostruzione dell'incidente è in mano ai carabinieri del NOR, della compagnia appunto di carabinieri. Maxi sequestro di droga delle Fiamme Gialle di Vicenza, Recoaro Terme. I finanzieri hanno scoperto una decina di sacchi contenenti marijuana all'interno di un doppio fondo di una vettura. 2 persone sono state arrestate. Quasi 12 kg di marijuana, 57 grammi di cocaina e 5.500 euro in contanti. È il bilancio complessivo dell'ultima operazione antidroga della Guardia di Finanza Provinciale messa a segno nel centro abitato di Recoaro Terme. È l'epilogo delle indagini svolte sul territorio dai finanzieri a seguito di una serie di controlli mirati e di successive perquisizioni domiciliari. L'operazione ha avuto inizio con l'osservazione durante i controlli serali del comportamento sospetto di un vicentino 65enne che era salito a bordo di una vettura condotta da un cittadino albanese di 25 anni residente in provincia. L'italiano stringeva nelle mani una considerevole somma di denaro contante. L'incontro era avvenuto proprio in centro a Recoaro. Circostanze che hanno convinto i militari ad intervenire immediatamente. Celati all'interno di un sottofondo della vettura, le Fiamme Gialle hanno rinvenuto 10 sacchi contenenti la marijuana. Successive perquisizioni domiciliari hanno permesso di rivenire anche le dosi di cocaina e ulteriori somme di denaro ritenute frutto di spaccio di droga. Al termine dell'operazione i 2 soggetti sono stati immediatamente arrestati per traffico di sostanze stupefacenti e condotti nella casa circondariale di Vicenza a disposizione dell'autorità giudiziaria. Comando di ladri in pieno giorno svaligia la casa dell'ex moglie dell'ex sindaco e consigliere regionale Riccardo Szumski a Santa Lucia di Piave. I banditi non si fanno scrupoli nel minacciare la vittima con un manganello. Un comando di 5 persone travisate, incappucciate, che suona ad una casa, forza le porte, entra tranquillamente anche quando arrivano il proprietario e qualcuno di assistenza e se ne vanno tranquillamente esibendo un manganello se qualcuno cerca di fermarli. Siamo veramente in una situazione di insicurezza in cui chi delinque sa di essere quasi impunito, anche se mi prendono tanto cosa mi succede. Armati e sfrontati in azione di mattina in pieno centro nella sua Santa Lucia di Piave e per l'ex sindaco e ora capogruppo in regione con Resistere Veneto non una casa qualsiasi, quella dell'ex moglie Giuseppina Giusy Cadel, titolare di un negozio poco distante. Nella Marca i ladri non si fermano di fronte a nulla, tanto da agire indisturbati alle 9 del mattino. Sono in 5, uno di questi in auto ad attenderli. Passamontagna sul capo, accento straniero, suonano alla porta, non curanti della presenza della domestica che, allarmata, esce dal retro per avvertire la padrona di casa poco distante. Questo però non ferma i banditi. Nel frattempo loro hanno forzato con piede di porco sia cancello che porte e hanno rovistato nelle camere. Mettono a soqquadro la villetta, portano via quello che possono in pochi minuti, soprattutto gioielli. E quando l'ex moglie di Szumski arriva sul posto con un operaio, quasi non fanno una piega, anzi si rendono minacciosi. Hanno tirato fuori un manganello, ma tranquillamente senza correre sono scappati. La vittima del furto fa appena in tempo a scattare una foto dell'auto dei banditi mentre allerta i carabinieri, che indagano. Dico 5 persone. A me sorprende questa, non è un ladruncolo che si infila. 5 tranquillamente in macchina, vuol dire che sono qui per fare un ride, molto probabilmente vengono dall'estero, ma hanno dei basisti che riferiscono le case. Ma se perfino in un paese alle 9 di mattina, come Santa Lucia di Piave, cominciamo ad avere queste problematiche, qualche domandina dobbiamo farcela, la dobbiamo rivolgere. Non tanto a fare io non sono per leggi speciali, basterebbe applicare seriamente quelle che ci sono. Se ti prendo, tu sei punito. Sconcerto e rabbia. Da sindaco Szumski aveva organizzato delle passeggiate per la sicurezza. Il guaio è che quando si va in comitato di ordine pubblico ci sente dire guarda che i numeri sono questi, non è vero, metti su un allarme migliore, perché siamo questi, cioè mettiti in un bunker. Non sono queste le risposte. Io so cosa le forze dell'ordine fanno, quanto sotto organico siano, quanta burocrazia abbiano a che fare.
Mi lamento molto che in epoca di pandemia siano state usate per controllare se uno era a posto o guidava la macchina davanti o dietro, lì sì ce le avevamo da tutte le parti. Nei mesi scorsi la proposta della Guardia Civile veneta non ha trovato sbocchi, ma Szumski non molla. Abbiamo presentato un PDL per istituire tra regione, prefetture, per carità, non voglio prestare i piedi a nessuno, e comuni le passeggiate civiche che sono già previste dalla legge. Vuol dire i cittadini, oltre al controllo di vicinato, si organizzano per pattugliare ulteriormente il territorio. Pattugliare non si può usare, andare in giro a vedere che degrado c'è, e degrado ci sta tutto, quindi segnalazioni, non devono fare niente. Segnalazioni alle forze dell'ordine, comunicare se sono macchine sospette. E a proposito di furti, si consolida la collaborazione tra Furti in Corso e il Ministero della Giustizia. Ci sarà una nuova convention in autunno. Con il senatore Ostellari del Ministero della Giustizia ci siamo sentiti via call praticamente, perché io avevo mandato delle proposte per inasprimento delle pene per quanto riguarda furti, truffe e baby gang, e ovviamente mi ha detto che l'hanno analizzate molto, che anche lì sono delle proposte molto interessanti e dal punto di vista anche giuridico molto valide, e mi ha spiegato appunto che il governo ha appena messo in atto delle nuove norme che aveva presentato a Santa Caterina in occasione della nostra convention, e fino a dicembre valuteranno le nuove norme che ci sono. Si consolida la collaborazione tra Furti in Corso e il Ministero della Giustizia, un canale apertosi qualche tempo fa e culminato nel convegno a Santa Caterina, una modalità per ascoltare la rabbia delle tante persone che non riescono a trovare giustizia. Se poi le nuove norme varate non daranno risultati, saranno riprese in mano le proposte fatte in quella circostanza proprio dall'associazione. Noi avevamo fatto un esperimento delle pene per quanto riguarda soprattutto i furti in abitazione, dove all'interno dell'abitazione potevano esserci delle persone, dei minori, dei disabili e delle persone anziane. Poi avevamo aggiunto anche un esperimento delle pene per quanto riguarda anche gli oggetti con cui poi loro entrano, quindi il classico piede di porco, il classico cacciavite, che poteva essere gestito come un'arma impropria e quindi c'era un aggravante. Per quanto riguarda invece le baby gang avevo aggiunto delle aggravanti su percorsi dove vengono fatte delle aggressioni gravi e importanti e dove c'erano gruppi organizzati di giovani, e quello c'era anche una responsabilità genitoriale molto più importante e anche molto più forte. Nel nostro territorio intanto continua l'escalation di reati che preoccupa Demma, dalle baby gang ai furti in villa. Ecco perché ci sarà un'altra convention proprio dedicata ai temi sociali in autunno. E proprio con questo, ieri con il Ministero abbiamo anche iniziato un percorso per fare un'altra convention, chiamiamola così, quindi do questa news incredibile, dove si presume che la faremo verso fine settembre, inizi di ottobre, però sul sociale, sul problema proprio del tema dei ragazzi, dove faremo intervenire anche ovviamente la Regione Veneto, magari l'assessore Paola Roma, che oggi devo già sentirla per queste cose qui, e anche sempre con il Ministero sempre della Giustizia e con il loro patrocinio. E adesso dovremmo, eccola qui, la vedo, Anna Maria Parisi, per la vicenda che avevo anticipato, la tragedia accaduta nel Veneziano con un tredicenne che si è tolto la vita nella propria abitazione poche ore prima di sostenere l'esame orale di terza media. Il dramma si è consumato nella giornata di lunedì. Anna Maria Parisi insieme a Sandro Ponchio ci racconterà quanto accaduto, anche con il supporto dello psicoterapeuta Mirko Casteller, che è insieme a lei. Buongiorno Anna e buongiorno dottor Casteller. Ecco, buongiorno Francesca, siamo qui appunto con il dottor Mirko Casteller, buongiorno anche da studio da Francesca Bozza, dottore, per cercare laddove sia possibile non una ragione ma almeno di capire e intercettare i disagi dei ragazzini e delle ragazzine adolescenziali o preadolescenziali come in questo caso. Il fatto l'hai raccontato bene tu Francesca, il ragazzino di 13 anni del Veneziano, non diciamo di dove perché c'è una cosa che si chiama Carta dei minori di Treviso che prevede i ragazzi debbano essere tutelati, quindi non possiamo dare riferimenti per far sì che si possa capire chi è stato proprio per tutela dello stesso ragazzino e della famiglia, ma il dramma vede questo ragazzino di 13 anni che del Veneziano, come hai detto bene tu, già vittima di episodi di bullismo nella scuola che sembravano essere
stati superati nel tempo e che frequentava anche 2 volte alla settimana il calcetto in compagnia di amici sportivi e poi divenuti anche grandi amici, che ha deciso per questo gesto estremo nella giornata di lunedì. Dottor Casteller, quali sono, se ci sono, i segnali che possono essere intercettati da insegnanti, genitori, amici e che permettono di capire anche nel silenzio dell'adolescente che qualcosa non va? Diciamo che questo è una testimonianza chiara di come l'età dei suicidi si stia abbassando in modo significativo. Noi lo stiamo vedendo con i dati nazionali e ahimè più bassa è quell'età, più la scelta è esplosiva, irrazionale e non controllabile, e quindi è difficile anche individuare fattori standardizzabili simili per tutti. Quello che noi notiamo è che spesso l'abbandono delle iniziative di interesse, l'autoisolamento, l'allontanamento dagli amici sono dei segnali che di solito ci fanno presagire comportamenti deviati, se non autolesionistici. Quello che è certo è che in presenza di ragazzi, bambini, diciamo, l'età non riusciamo ad avere degli elementi oggettivi per preventivare queste azioni. Mi sembra di comprendere che in questo caso ci siano stati degli atti di bullismo pregressi. Purtroppo gli atti di bullismo tendono a creare dentro alle menti di questi ragazzi forme di persecuzione e quindi queste forme di persecuzione creano frustrazione e depressione e in alcuni rari casi anche autolesionismo fino alle forme maniacali suicidarie, che è quello che abbiamo visto noi oggi. Che esista una causa-effetto però tra gli atti di violenza sociale definiti bullismo o cyberbullismo, perché oggi è fortemente diffuso, e l'azione poi concreta di questi ragazzi, non esiste una correlazione oggettiva. Quindi in sintesi io dico che a livello nazionale noi sappiamo esserci circa 4.000 suicidi monitorati, identificati e 4.000 non monitorati per un 8.000 nazionale, ormai in Italia dati fine 2025, 21 al giorno, 1 all'ora. Significa che questo, se mi permettete, non è più un fenomeno isolato sociale, ma è un fenomeno diffuso. È da capire quanto sia originato dalla scelta del singolo e quanto invece sia risultato di un modello sociale attraverso social o altri fattori. Questa sarà l'indagine che si svilupperà in futuro, perché se le cause noi le troviamo all'esterno della persona, a quel punto, permettetemi, non possiamo più parlare di suicidio ma di omicidio indotto. Perché? Perché l'azione avviene da parte di condizioni sociali molto molto forti. 8.000 casi all'anno in Italia non può essere più un fenomeno singolo o isolato, probabilmente sta diventando un fenomeno di massa che non va replicato, va arginato con iniziative molteplici che vengono fatte poi dalle istituzioni e anche dai professionisti. La famiglia molto spesso si trova sola davanti a questo fenomeno, non comprende. Dico subito ai genitori di questo ragazzo: non percorrete la strada della colpa, non avete colpa sulle azioni di vostro figlio. Questa è una cosa che io posso dire con certezza perché seguo molti casi clinici. La prima cosa che fanno i genitori è quello di chiedersi dove hanno sbagliato. Non c'è un errore da parte della famiglia e del genitore. Purtroppo sono azioni il più delle volte, soprattutto in tenera età, imprevedibili. Ecco, per concludere, dottor Casteller, qual è il messaggio che vorrebbe dare agli adulti, o meglio alle famiglie dei ragazzi che stanno vivendo un momento di grande sofferenza e agli stessi ragazzi? Ci sono 2 messaggi che vorrei far passare. Il primo è che la sofferenza non è mai un dato sul quale poi si sviluppa la devianza, è la sofferenza senza senso. Insegnate ai vostri figli che nella vita si può soffrire, si può sbagliare, ci sono i fallimenti, meglio i ragazzi asimmetrici imperfetti che prendono qualche voto basso a scuola piuttosto che quelli perfetti e performanti e davanti le prime difficoltà della vita non sanno come affrontarle. Quindi non cercate figli da poter proiettare nei social dicendo che sono bravi, ma state vicino nella realtà e con le relazioni attraverso quella che è la concretezza della vostra presenza. Non è importante descrivere agli amici il figlio perfetto, probabilmente è molto più importante che vostro figlio sopravviva in una società difficile come quella che viviamo oggi.
Grazie al dottor Mirko Casteller, psicologo psicoterapeuta, che ci ha fornito degli spunti veramente importanti per essere di supporto ai nostri ragazzi. Ed è tutto. Con la parte tecnica di Sandro Ponchio ti restituisco la linea. Grazie Anna Maria, grazie a Sandro, grazie naturalmente al dottor Casteller per questa analisi così particolarmente approfondita del disagio che alcuni ragazzi vivono. Continuiamo a parlare di giovanissimi con una notizia di tutto alto spessore. Sono giovanissimi che si stanno rendendo protagonisti di atti di vandalismo, questo almeno quello che viene segnalato a Ponzano, con lancio di uova, sassi contro abitazioni e auto in corsa. Vediamo di capirne però di più con Edi Caliman insieme a Simone Merlo, con loro il sindaco Antonello Baseggio. Buongiorno Edi e buongiorno al sindaco. Buongiorno Francesca, a te e ai telespettatori, grazie Antonello Baseggio, sindaco di Ponzano. Ci troviamo in via 25 aprile, avevi già anticipato tu Francesca, insomma questi ragazzini, poco più che bambini, che si sono girati domenica sera in questa via intorno alle 11 tirando uova all'interno delle case con le finestre aperte anche per il gran caldo. Sindaco, lei è a conoscenza di questi fatti, dice... Come commentiamo innanzitutto già alla luce di quanto è successo poco meno di un anno fa, perché ricordiamo l'episodio delle bottiglie d'acqua lanciate all'interno delle auto? Sì, io spero innanzitutto che sia stata una ragazzata, perché oltretutto insomma, probabilmente il limite anche dello scherzo viene superato e probabilmente anche questi giovani di oggi non hanno neanche ben presente lo scherzo, come funziona e anche il fatto di divertirsi. Anche chi subisce lo scherzo si deve divertire. Lanciare delle uova innanzitutto è pericoloso perché sono oggetti anche pesanti. La paura è quella che questi gesti possano essere ripresi in maniera un po' più pesante come l'anno scorso, perché non era solo il lancio dell'acqua e della bottiglietta, ma poi l'automobilista era stato colpito con lo spray peperoncino. Poi avevamo avuto anche ragazzi che lanciavano pannocchie da campi di grano, e quindi speriamo che sia stata solo una ragazzata legata alla fine dell'anno scolastico, e mi auguro anche che i genitori e le famiglie abbiano coscienza dei propri figli dove siano di sera, perché insomma alle 11 di sera o anche in altri momenti recentemente troviamo gruppi di ragazzi in giro per il territorio nei parchi, quindi io mi auguro che insomma abbiano comprensione della situazione dei ragazzi, ma anche le famiglie, e chiedere ai ragazzi dove sono stati. Questa volta sono le uova. Ci sono state segnalazioni, sindaco, anche di lancio di sassi proprio contro le case e le auto. Sì, questa nota l'ho vista anch'io in Facebook, ormai è un canale di conoscenza e anche di denuncia. Siamo al punto di prima, nel senso che il livello che a suo tempo, ai miei tempi, le generazioni non superavano, sapendo che lo scherzo non poteva arrecare danno se non un po' un gesto di goliardia, oggi probabilmente è superato, non c'è neanche la cognizione della pericolosità. Se in questi giorni, oggi si legge sul giornale di quel ragazzo che ha malmenato il parroco di San Bartolomeo a Treviso e non ha neanche chiesto scusa, perché probabilmente per lui questo livello di scherzo o di reazione è corretto, è una fotografia di un disagio che non può essere accettata. Appello quindi che insomma vengano magari a non chiedere scusa tanto a lei quanto alle famiglie. Lo facciamo, sindaco? Beh, io credo che insomma un gesto di coraggio, visto che questi ragazzi probabilmente si ritengono coraggiosi, un gesto di coraggio sarebbe quello di suonare il campanello, chiedere scusa. Insomma, si faceva una volta magari a suo tempo accompagnati dai genitori per un orecchio, oggi un gesto di coraggio può essere questo, insomma, quindi io invito i ragazzi a chiedere scusa e chiaramente a non farlo più. Grazie sindaco. Francesca da Ponzano, via 25 aprile è tutto, a te la linea. Grazie Edi, grazie a Simone Merlo per la parte tecnica, grazie naturalmente anche al sindaco Baseggio, e continuiamo con la cronaca, con l'operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Padova, che ha messo i sigilli ad una sala slot tra le persone denunciate. Dettagli in diretta con Monica Smiderle insieme a Renzo Rigone e con loro il capitano Caira. Buongiorno Monica, buongiorno capitano.
Buongiorno a te Francesca, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Dicevi bene, mi trovo con il capitano Fabio Caira, comandante della compagnia della Guardia di Finanza di Cittadella, per parlare di questa importante operazione che ha portato a mettere i sigilli ad una sala slot di San Giorgio in Bosco, al sequestro di 260.000 euro tra denaro contante e beni di vario tipo, e poi alla denuncia di 3 persone di nazionalità cinese che dovranno rispondere dei reati di esercizio abusivo di servizi di pagamento, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio. Ma sentiamo tutti i dettagli di questa operazione direttamente dal comandante. L'attività di servizio coordinata dalla Procura della Repubblica di Padova scaturisce dal controllo economico del territorio nei confronti di una sala slot ubicata nel comune di San Giorgio in Bosco, gestita da 3 soggetti di nazionalità cinese. Le attività investigative, oltre a consentire oltre a riscontrare delle violazioni, plurime violazioni alla disciplina antiriciclaggio e alla disciplina regionale sullo spegnimento e sull'accensione dei dispositivi da intrattenimento, ha consentito di conclamare come all'interno di tale sala slot venisse offerto abusivamente un servizio di pagamento ai clienti. In particolar modo dal 2023 al 2025 è stato verificato come la sala slot avesse somministrato denaro contante per oltre 1.100.000 euro nei confronti dei clienti, i quali effettuavano in cambio dei pagamenti tracciati a mezzo POS. In sintesi, il POS aziendale veniva utilizzato come strumento di pagamento, come un bancomat. È un sistema di riciclaggio di denaro questo, comandante? Tale condotta sovente cela sicuramente delle ulteriori condotte delittuose, può risultare infatti propedeutico al riciclaggio di risorse finanziarie che illecitamente accumulate vengono reinserite nel circuito economico-finanziario dietro una parvenza di legittimità, e pertanto è assolutamente indispensabile seguire il flusso di denaro e come in tal caso si è arrivati anche a disvelare come tale sala slot in realtà fosse la prosecuzione di una precedente sala giochi, sempre gestita dai medesimi soggetti legati da vincoli di parentela, la quale aveva accumulato nel tempo debiti tributari non pagati per oltre 720.000 euro, creando pertanto una riserva di denaro contante. Nell'ambito delle operazioni avete rinvenuto cassette con notevoli somme di denaro contante. Sì, nel corso delle perquisizioni domiciliari e locali presso la sala slot sono stati infatti rinvenuti e sottoposti a sequestro preventivo denaro contante talora occultato in vani artatamente realizzati ad hoc all'interno delle pareti, altre volte insomma sono stati rinvenuti anche in borselli occultati all'interno delle residenze degli indagati. Oltre a questo si è proceduto a sottoporre a sequestro anche un ingente quantitativo di preziosi, gioielli, orologi, nonché autoveicoli di grossa cilindrata, il tutto per una somma di circa 260.000 euro, oltre ovviamente ad apporre i sigilli alla sala slot. Ricordiamo dunque in sintesi gli estremi di questa importante operazione che ha portato la Guardia di Finanza della Compagnia di Cittadella a mettere i sigilli a questa sala slot di San Giorgio in Bosco, gestita da 3 cittadini cinesi, tra di loro parenti. Si tratta di 2 fratelli e un cognato, al sequestro di 260.000 euro e appunto alla denuncia di queste 3 persone chiamate ora a rispondere dei reati
reati di cui vi dicevo, quindi esercizio abusivo di servizi di pagamento, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte per 720.000 euro e autoriciclaggio. Io ringrazio il comandante della Guardia di Finanza di Cittadella, il capitano Fabio Caira, e restituisco la linea a te, Francesca. Grazie davvero Monica, e grazie anche al capitano. Noi adesso ci fermiamo, abbiamo una breve pausa pubblicitaria, ma poi torniamo per tante altre notizie e aggiornamenti. A tra poco. Rieccoci in diretta. Manca personale a polizia, esercito e aeronautica. La situazione è critica a Belluno, Venezia, Padova e Verona. E così uomini e donne in divisa scendono in piazza e incrociano le braccia per una manifestazione regionale davanti alla prefettura di Padova. Prefettura di Padova, mobilitazione delle sigle sindacali che riuniscono la Polizia di Stato, l'Esercito, l'Aeronautica Militare, quindi insomma comunque forze dell'ordine, uomini e donne in divisa che non sono contenti della situazione. Questo è un presidio che vale per il nord-est. La giornata è comunque una giornata di protesta nazionale. Maurizio Cassano, che è il segretario regionale del SIAM, che è il sindacato che segue l'Aeronautica Militare, le chiediamo perché siete in piazza. Ma noi siamo scesi in piazza dopo aver fatto i primi colloqui, aver avuto i primi incontri con il governo e aver visto che i soldi stanziati non vanno a coprire quello che è l'inflazione. Praticamente i soldi stanziati in questa contrattazione lasciano l'amaro in bocca, anche perché noi avevamo già chiuso un contratto 22-24 in cui erano stati presi degli accordi, erano stati presi degli impegni che non sono stati rispettati. Purtroppo, dico purtroppo, ma anche per le altre categorie di lavoratori l'inflazione è salita. Io vengo da Verona, ma la situazione è a livello nazionale, per questo la manifestazione noi la stiamo conducendo a livello nazionale ma anche a livello locale, quindi anche in tutte le regioni d'Italia. E proprio il motivo per cui stiamo scendendo in piazza è perché l'inflazione, per quanto riguarda i generi di prima necessità, tipo verdura, frutta, è salita del 30% e c'è stato un grosso caro affitti. Noi, insieme allo SILP CGIL, insieme a altri sindacati, denunciamo il fatto che il nostro personale fa fatica ad arrivare a fine mese. Fabio Malaspina, SILP, Polizia di Stato, cosa chiedete? E soprattutto parliamo di sicurezza, quindi anche per i cittadini potrebbero esserci delle conseguenze negative se non si arriverà a un accordo. Certamente, come Polizia di Stato, come comparto sicurezza siamo anche molto preoccupati perché non è ancora avviata la previdenza complementare dalla riforma Dini del 1995, quindi non da ieri ma da tantissimi anni, e i colleghi più giovani avranno un domani, un futuro, un momento pensionistico estremamente contenuto. Accanto a questo ovviamente noi come sempre vogliamo segnalare le difficoltà nel campo del servizio di sicurezza che le forze di polizia riescono a garantire ai cittadini, non per creare allarmismi ma per accendere un faro sulla realtà. Nel Veneto, in tutte le province, abbiamo carenze di personale piuttosto nutrito. Il Veneto è la penultima regione, l'ultima a dire la verità è la Lombardia, nel rapporto tra soggetti delle forze di polizia in rapporto ai 100.000 abitanti. Abbiamo tutte le province in difficoltà, qui siamo a Padova abbiamo una questura che alcuni anni fa è stata elevata alla fascia A, quindi le questure più importanti a livello nazionale, comportava un aumento significativo di personale che non è mai arrivato. La provincia di Belluno, dove insomma la situazione stradale è particolare, siamo in piena montagna, abbiamo un 20% in meno, mi pare di ricordare, alla sezione di Belluno, ma un 45% a Feltre e a Valli di Cadore. Grazie. Questa è una situazione che riguarda, come abbiamo detto, tutta l'Italia. È una manifestazione nazionale, questa manifestazione di Padova invece rappresenta quello che accade in tutta la regione del Veneto. Facciamo un passo indietro alla giornata di ieri. Dall'isola di San Giorgio a Piazza San Marco, il capo dello Stato Mattarella a Venezia per il simposio internazionale sull'intelligenza artificiale. Va governata e non demonizzata, ha detto l'Europa deve agire.
Presidente, buongiorno, benvenuto a Venezia. Grazie di cuore. A Venezia è il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a fare gli onori di casa e accogliere per il simposio Cotec il re di Spagna Felipe VI e il Presidente del Portogallo Antonio José Seguro, arrivati alla sede della Fondazione Giorgio Cini sull'isola di San Giorgio Maggiore per l'incontro intitolato Ripensare il lavoro nell'era dell'intelligenza artificiale. Presente anche la Presidente della Banca Centrale Europea Christine Lagarde. Un appuntamento annuale che riunisce le fondazioni Cotec d'Italia, Spagna e Portogallo insieme a esponenti del mondo industriale, accademico e della ricerca per discutere dell'impatto dell'intelligenza artificiale sul mondo del lavoro, sulle competenze del futuro e sulle dinamiche occupazionali ed economiche dei paesi europei. L'intelligenza artificiale sta cambiando profondamente il modo in cui apprendiamo, lavoriamo, produciamo, organizziamo la società. Il processo indotto non comporta soltanto trasformazioni nel mercato del lavoro e delle professioni, con la potenziale perdita di posti di lavoro in attività esistenti, ma pone il tema del possibile aumento delle disuguaglianze. Un appello a non soccombere al potere dei pochi che posseggono grandi ricchezze e che hanno in mano le facoltà decisionali che stanno alla base dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, quello del Presidente Mattarella, che invece ribadisce l'importanza della collaborazione tra gli Stati nel saper sviluppare competenze necessarie per governarla, esortando l'Unione Europea ad agire e passare dalle parole ai fatti. Oggi il 99% della popolazione mondiale è un mero utilizzatore passivo delle nuove tecnologie. La capacità di comprendere i meccanismi, di intervenire nella loro programmazione è di pochi, una tendenza che va invertita con urgenza. L'Unione Europea deve compiere un salto, passare dalla enunciazione di principi alle decisioni concrete. C'è un appuntamento con la storia che ha a che fare con l'intelligenza artificiale e quindi è compito anche della politica riuscire a governare questa grande trasformazione che è in atto e la transizione che ovviamente anche il mondo imprenditoriale del lavoro deve vivere. Noi oggi in Italia rischiamo di essere passivi davanti a una rivoluzione che riguarda oggi importanti corporation, importanti mondi privati che gestiscono più potenza degli Stati-nazione e quindi sicuramente c'è un importante bisogno di equilibrare, di normare, ma anche di recuperare il gap che abbiamo con l'America in Europa. Non lasciamoci sfuggire l'opportunità di rinnovare, adeguandole al futuro, le basi del connubio tra innovazione, lavoro e democrazia che ha caratterizzato il XX secolo. Lo dobbiamo alle giovani generazioni. Centinaia di armi messe in vendita illegalmente in un negozio in centro a Jesolo sono state sequestrate dalla polizia del commissariato della città balneare nei giorni scorsi. Gli agenti hanno trovato nel negozio, accanto a giochi e souvenir, un vero e proprio arsenale: 60 tirapugni, 10 spade, 20 pugnali, 7 asce, 212 coltelli a scatto, 3 balestre, 19 macete e 88 coltelli da caccia. Tutto il materiale è stato sequestrato, il titolare denunciato per fabbricazione o commercio non autorizzato di armi e anche naturalmente è stato per questo sanzionato. Tragedia sfiorata a Terraglione, frazione di Vigo d'Arzere in provincia di Padova. Martedì pomeriggio il crollo di una decina di metri del controsoffitto nell'atrio della scuola primaria Domenico Savio. Non era presente nessuno, per fortuna. Il sindaco spiega che ci sono verifiche in corso, mentre i consiglieri di minoranza annunciano un'interrogazione. Pannelli rotti sul pavimento, travi metallici, un crollo che somiglia a un terremoto, quello avvenuto nell'atrio della scuola primaria Domenico Savio di Terraglione di Vigo d'Arzere. Il video non smette di girare sui telefoni di tutto il paese. Solo poche ore prima nel plesso erano presenti le insegnanti, le operatrici scolastiche e la storia poteva essere diversa. Invece, per fortuna, e forse grazie a Sant'Antonio, a cui è dedicata la chiesa parrocchiale, l'allarme è stato lanciato verso le 17, quando nella scuola sono entrati gli addetti della polisportiva diretti in palestra. Dopo il primo sopralluogo dei vigili del fuoco, stamattina nel plesso c'erano già gli ingegneri strutturalisti e tecnici per i rilievi, ma in paese nessuno è tranquillo. Una situazione del genere e un accadimento così grave non era mai successo. Per fortuna è successo di pomeriggio
a scuola chiusa. Ringraziamo tutti il Signore che non ci fossero state persone all'interno durante questo accaduto, e adesso stiamo a vedere quali sono le cause e se magari c'erano già state fatte delle segnalazioni da parte degli insegnanti o delle bidelle o di chi per esso, e se i collaudi erano stati eseguiti correttamente e la manutenzione allo stesso modo. I consiglieri di minoranza della Brentana e di Fratelli d'Italia presenteranno un'interrogazione al prossimo Consiglio Comunale. Visto quello che è successo, che ha sfiorato la strage, chiederemo che siano fatte delle verifiche all'interno di tutte le strutture scolastiche e degli altri plessi. So che nel 2008 ci sono stati degli interventi, nel 2018 sono stati installati dei pannelli fonoassorbenti. Non so dire perché, so che ho chiesto informazioni a dei genitori di Terraglione, mi dicevano che la scuola presentava anche delle infiltrazioni, però appunto io non sono un tecnico, non so, però diciamo la cosa ci preoccupa non poco. Nel frattempo il sindaco Adolfo Zordana ha diffuso un comunicato. Da una primissima analisi sembrerebbe che il cedimento sia da imputare a un concorso di fattori diversi al vaglio degli esperti. La sicurezza dei nostri ragazzi e del personale scolastico è l'assoluta priorità. Per questo motivo, non appena la relazione sarà conclusa e avremo certezze scientifiche, provvederemo a comunicarvi con la massima trasparenza le cause precise dell'evento e i prossimi provvedimenti che adotteremo per il ripristino dei locali. Nuova aggressione nel carcere di Vicenza, dove un agente della polizia penitenziaria è finito all'ospedale con una frattura ad una mano per aver cercato di fermare un detenuto. L'episodio è accaduto mercoledì. Secondo le ricostruzioni, un detenuto di difficile adattamento, di fatto sottoposto al regime di sorveglianza particolare, per futili motivi pretendeva l'apertura del cancello di sicurezza secondo modalità non consentite. Da qui la reazione contro la vittima e l'intervento dei colleghi dell'agente che lo hanno soccorso. Occorre un cambio per dare un segnale alla popolazione detenuta che risulta essere sempre più ingestibile e prevaricante alle regole penitenziarie, spiega il segretario del sindacato USP Leonardo Angiulli. Circostanze negative che purtroppo si registrano frequentemente presso l'istituto penitenziario vicentino. Sempre le parole del segretario del sindacato. Cavaso del Tomba e Castelcucco accelerano verso la fusione. In regione è partito l'iter per la nascita del nuovo comune Borghi del Grappa, mentre in autunno i cittadini saranno chiamati ad esprimersi attraverso un referendum. Un percorso che raccoglie il plauso del sindaco di Treviso, nonché presidente ANCI, Mario Conte. Prende forma il progetto che punta a unire Cavaso del Tomba e Castelcucco sotto un'unica amministrazione. La prima commissione del Consiglio regionale del Veneto ha avviato l'esame del disegno di legge che prevede la nascita del nuovo comune denominato Borghi del Grappa, accogliendo le richieste approvate nei mesi scorsi all'unanimità dai due consigli comunali. Alla richiesta plaude anche il presidente dell'ANCI, Mario Conte. Sono sempre stato favorevole per le aggregazioni, che poi possono essere fusioni o condivisioni. Ognuno deve anche decidere qual è la strada migliore, perché ognuno conosce le sensibilità dei propri territori, però io credo che questa sia la strada del futuro per i comuni in generale in Italia, anche per i comuni veneti. Unire le forze è certamente una buona cosa e lo dico anche da città capoluogo. Noi stiamo lavorando sulla Grande Treviso, che è un'aggregazione dei comuni dove mettiamo in rete dei servizi. Ovviamente non parliamo di fusione, però più piccoli diventano i comuni, più senso ha la fusione. C'è da combattere un po' contro il campanilismo. Ma certo, il tema dell'identità è un tema che giustamente va rispettato e va anche affrontato con grande sensibilità e delicatezza, però se sono i due sindaci che responsabilmente si mettono a dialogare e pensano di cominciare un percorso condiviso, che poi deve essere comunque valutato dai loro cittadini, perché ci sarà un referendum popolare, credo che questo sia il percorso giusto e anche molto responsabile. Il prossimo passaggio sarà la consultazione popolare. Il referendum potrebbe svolgersi nell'ultimo fine settimana di ottobre e consentirà ai cittadini di esprimersi sul futuro assetto del territorio. In caso di esito favorevole, l'iter proseguirà con lo scioglimento dei due enti e la successiva costituzione del nuovo comune, che vedrebbe la luce nel 2027.
Ritorniamo a Padova, dove Confesercenti ha presentato una sottoscrizione per presentare una legge di iniziativa popolare per tutelare il commercio di prossimità. Sempre più botteghe chiuse nei paesi, sempre meno luci dei negozi accese nei centri storici. Questo ha spinto la Confesercenti Nazionale a promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità. Mancano negozi di prossimità, mancano servizi, mancano tutti gli strumenti necessari per poter tenere viva una città. Sappiamo benissimo che non è solo l'aspetto economico, è un aspetto sociale e di sicurezza e noi puntiamo su questo. Per questo partiamo dal basso, come si diceva prima, quindi dai cittadini e dalle comunità, perché il minimo sono 50.000 firme. Noi crediamo che possiamo superare di gran lunga questo numero di firme perché è bene comune, non è un bene di un'unica persona o di grandi player come spesso ci confrontiamo, ma il bene di tutti i cittadini. L'obiettivo è creare delle zone economiche speciali di prossimità identificate anche con la Regione, con sgravi fiscali e semplificazioni. È il momento che lo Stato, il Governo, metta a fuoco questa come una priorità perché riguarda tutte le città italiane e metta a disposizione, anche sulla base di questa bella proposta che noi sosteniamo di Confesercenti, degli strumenti operativi anche per ribilanciare tra il web che rischia di continuare a crescere nelle vendite ma non versare sufficienti tasse e il mondo fisico che invece è quello che dà un valore aggiunto importante alle città, che è quello più tartassato. Bisogna riequilibrare le forze. I negozi di prossimità non vendono solo merce, come sottolinea anche lo scrittore padovano Matteo Righetto, sono luoghi di socialità in cui le persone si incontrano e creano comunità. Sono luoghi che hanno a che fare con un incontro ecologico di sistema all'interno di un tessuto sociale urbano. Quindi vedere sfarinarsi questo tessuto significa vedere sfaldarsi contestualmente una società, una cittadinanza con tutti gli aspetti negativi che ne conseguono. Per questo è importante, a mio modo di vedere, partecipare firmando questa campagna. Il vescovo di Belluno Feltre, Renato Marangoni, ha rassicurato i fedeli dopo che una lettera mal interpretata aveva fatto presumere la chiusura della maggior parte delle parrocchie della provincia. Si tratta di una riorganizzazione meramente giuridica, ha assicurato il vescovo. Chiusura di 121 parrocchie, non l'abbiamo mai detto e non è questo l'intento. Ha destato non poca preoccupazione tra i fedeli della diocesi di Belluno Feltre la paventata chiusura di 121 parrocchie sulle 158 totali dislocate sul territorio provinciale. Nient'altro che un equivoco interpretativo, fa sapere il vescovo di Belluno Feltre Renato Marangoni, che fa luce sulla necessità di una imminente riorganizzazione sotto il profilo giuridico e amministrativo che poco ha a che fare con l'attività ecclesiale delle singole pievi. Dire chiusura vuol dire che io spengo, chiudo, tiro via. Invece è un ripensamento, una riconfigurazione di presenza sul territorio. Vuol dire che le comunità continuano a vivere fin tanto che hanno vissuto loro, fin tanto che vogliono essere comunità. È l'aspetto giuridico e amministrativo che noi cerchiamo, secondo la logica del mettere insieme la parte amministrativa, mettere insieme i servizi praticamente. Una riorganizzazione meramente formale, dunque, in accordo con la linea condivisa a livello nazionale per l'unificazione amministrativa delle diocesi e delle persone giuridiche che le rappresentano. Un atto dovuto se si considera la grave carenza di personale tra le file ecclesiastiche e l'alto numero di parrocchie a bassa frequentazione. L'accorpamento si tradurrà in una riduzione delle 158 parrocchie attuali alle 37 del prossimo futuro, pari alle collaborazioni pastorali già in essere. Tutte le chiese che si vuole stanno aperte, probabilmente stanno aperte tutte, perché non è cancellazione né chiusura delle comunità che continueranno a portare avanti la loro finalità pastorale e si aiuteranno a vicenda come stiamo già facendo. Restiamo a Belluno, dove è stato avviato all'interno del protocollo Daphne e dei piani di zona per la promozione di politiche sociali e sociosanitarie il manifesto della
della cultura riparativa, un percorso di assistenza ai soggetti coinvolti in iter giudiziari o comunque in situazioni di conflitti per aiutarli al raggiungimento di una giustizia più intima e completa. Un percorso parallelo alla giustizia tradizionale per rimediare e riparare i danni che un conflitto interpersonale porta con sé. Una cura dell'intimo panorama emotivo di chi è vittima di comportamenti scorretti o criminosi e che ne soffre le conseguenze postume, ma anche dei loro colpevoli, per risanare i rapporti comunitari spingendosi a un livello a cui le normali leggi e sanzioni non possono giungere. Nasce a Belluno il Manifesto della cultura riparativa, un imposto di principi, metodologie e strumenti partecipativi per concretizzare un nuovo paradigma culturale della giustizia, i cui protagonisti sono le associazioni del terzo settore, gli enti pubblici e l'azienda sanitaria. Un'idea di giustizia che non è soltanto la giustizia retributiva che conosciamo, quindi pene e misure, cercando di condividere e di coinvolgere non soltanto gli enti che lavorano effettivamente a contatto con le persone, ma anche cittadini e altre realtà. È un lavoro che è partito dall'intertavolo dei piani di zona, una realtà che raggruppa diversi enti sicuramente, che ha questa connotazione particolare, quindi è partita sicuramente dal basso, dal tessuto sociale bellunese. Dalla scuola alle aule della giustizia, gli ambiti di applicazione del manifesto spaziano a tutte le situazioni conflittuali con lo scopo di creare un dialogo, un incontro, uno spazio di confronto che metta al centro i bisogni delle parti coinvolte in un percorso ad adesione volontaria e guidato dalla mediazione di esperti che possa in qualche modo riconciliare offesa e difesa, un modo nuovo per costruire comunità, tarato volta per volta a seconda della fattispecie. I principi sì, sono quello dell'ascolto di tutti coloro che hanno preso parte in qualche modo al conflitto, la volontarietà nella partecipazione che vale per tutti e per tutto il corso del percorso, la confidenzialità di quanto avviene all'interno di ciascun percorso, quindi la sofferenza, le varie istanze che vengono coinvolte vengono protette all'interno di questi spazi, di questi programmi, e il non giudizio. Primi sottoscrittori del manifesto, sia coloro che ne incarnano valori obiettivi e che ne promuovono la diffusione, sono gli aderenti ai piani di zona dei servizi sociali e sociosanitari, ma l'invito è aperto e rivolto a tutti, anche ai privati cittadini o alle associazioni che vogliano rendersi partecipi del progetto. L'intera comunità può sottoscrivere questo e questo ci rafforza. Significa riportare all'interno della società un percorso importantissimo che rende la società più civile, ma la rende anche più solidale. Record per l'Università di Padova che scala la classifica dei migliori atenei del mondo. 204esima al mondo, il miglior piazzamento di sempre per l'Università di Padova nella classifica QS World University Rankings 2027. Questa edizione ha considerato 8.808 istituzioni, il 4% in più rispetto alla scorsa edizione, in 106 paesi, con 1.504 università pubblicate a livello mondiale. In uno scenario sempre più competitivo, l'Ateneo Patavino si colloca nel 14% delle migliori università al mondo. L'indicatore dove il risultato è stato migliore è quello del network di ricerca internazionale, che misura la ricchezza e la diversità delle collaborazioni scientifiche internazionali e delle pubblicazioni congiunte. È cresciuto di ben 8 posizioni, portando Padova al 62esimo posto al mondo e al secondo posto in Italia. Migliora anche la reputazione accademica, che guadagna 4 posizioni e raggiunge il 115esimo posto mondiale. Particolarmente significativo è anche l'avanzamento della reputazione aziendale, che sale di 100 posizioni, portando l'Università di Padova al 241esimo posto al mondo. Quest'anno tra l'altro sono state prese in considerazione quasi 9.000 università e noi siamo felicissimi perché su tutte le università a livello mondiale la nostra università si classifica nei primi 200 posti, quindi siamo uno tra gli atenei per la qualità della ricerca, della formazione e della sostenibilità migliori al mondo. Questo è un lavoro che abbiamo condiviso con tutta la nostra comunità, quindi si tratta di un risultato collettivo, quindi cresciamo in reputazione, ma cresce anche la nostra collaborazione internazionale e per quanto riguarda la sostenibilità, che è uno dei punti fondamentali del nostro piano strategico, siamo primi in Italia. Noi ci fermiamo ancora per una breve pausa pubblicitaria, tra poco.
Rieccoci in diretta per raccontarvi di una tradizione che si ripete, è la 33esima edizione del Palio del Batar Panoce, una tradizione che guarda al passato ma che si ripropone con delle novità importanti per questa edizione, che vedrà ancora una volta Antenna 3 regalarvi, portarvi in mezzo agli eventi clou sabato e domenica con 2 dirette. Ma andiamo con ordine, presentiamo i miei ospiti perché oggi lo studio è davvero ricco. Saluto il sindaco di Trevignano, Franco Bonesso, ben ritrovato sindaco, grazie. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Saluto il presidente del Palio di Trevignano, Claudio Pozzobuono, buongiorno presidente. Buongiorno a tutti. E ringrazio anche Alessandro Osorio nel doppio ruolo di assessore del Comune di Trevignano ma anche membro dello staff del Palio. Ben Buongiorno ritrovato. a tutti. Buongiorno, grazie. Allora, iniziamo subito, sindaco, parlando di una tradizione, io ho detto che si rinnova, ma che si rinnova perché certe tradizioni, certi racconti che i più giovani avranno sentito tramandare dai nonni, da bisnonni, è sempre bello riproporli, perché piace anche ai giovani poi. Certo, allora intanto è bello riproporli perché abbiamo una grandissima squadra di persone, di volontari che si mettono a disposizione della comunità. Sono veramente un bel gruppo affiatato e questo permette il successo di una manifestazione che è la 33esima edizione. Ci hanno fermato solo un anno per qualche problema e il Covid. Per il resto è l'evento dell'anno a Trevignano, non si parla d'altro, c'è il coinvolgimento di tutti, si parte naturalmente da un ricordare degli avvenimenti agricoli, no? Facendo riferimento a quella che è la nostra tradizione e la ruralità del nostro comune, che nasce sicuramente come un territorio rurale. Adesso Trevignano è qualcos'altro, ma tutti gli anziani si ricordano com'era la vita dura dell'agricoltura, però è un modo adesso anche per spiegarlo ai nostri giovani, per fargli capire com'era, e anche perché nonostante ci sia un'evoluzione economica e la natura del nostro essere, le tradizioni restano dentro di noi, e quindi capire cosa è successo una volta ci aiuta anche oggi. Presidente, dal 20 al 28 giugno, poi il 29 giugno ci sarà la cena con le squadre e la premiazione, però diciamo che il programma va dal 20 al 28 giugno, è un programma ricchissimo perché chi parteciperà potrà trovare di tutto. Sì, ci sono, partendo già da sabato 20, che cominciamo con musica e stand gastronomico, poi domenica 21 c'è il Palio femminile, poi giovedì c'è il Super Palio e sabato il Palio comunale e domenica il Palio vero, quello delle borgate. E poi insomma, assessore, è possibile trovare un po' per tutti, c'è la musica, ci sono le auto storiche, insomma è un programma che cerca di mettere sì la tradizione ma anche di raccogliere i gusti un po' di tutti. Sì, allora, come diceva il sindaco prima, ricordiamo da dove quello che eravamo, però ci siamo anche modernizzati, abbiamo un po' adattato questa festa che possiamo dire che a 360 gradi va incontro a tutte, diciamo, le esigenze e a tutti i desideri della gente. Come diceva lei, partiamo con il palio, quindi una cosa storica, tradizionale. Ricordiamo cos'è il Palio del Batar Panoce. Il Batar Panoce è quell'atto di sgranare la pannocchia, atto che veniva fatto a suo tempo nelle case contadine. Noi lo riproponiamo come gara e la cosa bella poi è che in questa gara ci sono ragazzi, ci sono persone di mezza età, ci sono persone un po' più avanti con l'età, e quindi c'è proprio già da qui un 360 gradi della cittadinanza che partecipa. Questa gara parte con, diciamo, un cumulo di pannocchie che viene trasportato nel palco. Dal palco, quindi all'interno di una cesta, viene versato nella macchina. Viene sgranata poi la pannocchia. Scopo della gara, sgranare il maggior numero di pannocchie, quindi produrre i più chili di granella, chiamiamola così, all'interno dei sacchi. E questa, diciamo, è la parte storica. Poi, come diceva lei,
Gli eventi serali non mancano. In questi anni il Palio è cresciuto esponenzialmente anche a livello di attrazioni. Abbiamo radio, abbiamo musica, abbiamo karaoke. E cosa bella è che poi riproponiamo, come è stato fatto anche negli anni scorsi, alcune attrattive diverse. Mi vengono in mente quest'anno le auto americane, poi sono state riprodotte, l'anno scorso erano state portate le moto, e soprattutto il sabato sera, proprio per iniziare con questa tradizione contadina, abbiamo l'agri-show, quindi l'esposizione di trattori, quindi da quello che eravamo a quello che è adesso, però sempre nell'ambito rurale. Ecco, dicevo che Antenna 3 in qualche modo aiuta chi non potrà essere presente fisicamente a conoscere, a vivere le emozioni di questo storico palio, sia sabato 27 giugno con una diretta dalle 20:15, sia domenica 28 giugno con il gran finale con 2 dirette alle 17, e poi per seguire l'altro appuntamento, quindi la sfilata storica, il Palio delle Borgate. Possiamo capire, Presidente, in che cosa consiste? Sabato ci sarà il palio comunale che coinvolgerà chi? Coinvolge una squadra per frazione, Falzè, Remusano, Signoressa e Trevignano, e quello comunale. Poi domenica ci sarà quello delle Borgate, che sono 6 borgate, ma è solo del paese di Trevignano, è stato diviso in 6 zone, e il palio vero e proprio originale sarebbe quello delle Borgate, poi è stato aggiunto tutti gli altri per fare, però quello è l'originale. Ecco, io sono curiosa di capire chi partecipa, come si allena durante l'anno per arrivare poi a questo appuntamento, perché insomma non è così consuetudine, ecco, fare questo. Chi mi vuole raccontare come ci si allena, o se si va solamente di manualità al momento? Allora, questa è una domanda, non è semplicissima, anche perché tutte le borgate, ognuna di loro ha la propria tecnica, e quindi si sente parlare di allenamenti, però ognuno la fa nella propria borgata di nascosto, chiamiamolo così. Sono degli allenamenti particolari. Quindi ognuno ha le proprie tecniche, ma poi. Certo. Ma soprattutto la cosa bella che si sente poi anche durante la gara tutto, è l'affinamento di queste tecniche, perché magari spostati così, corri un po' così, carica di più, carica meno. Sono veramente, è molto bello sentirli discutere di questo e programmarsi. E a livello di tempistiche so che le squadre partono già da fine marzo, iniziano già a trovarsi. Poi c'è un'altra cosa da dire, ed è il bello delle squadre: fine marzo iniziano con le prove, finiscono con la gara del palio, ma poi la squadra 365 giorni lavora, perché è un gruppo, è quello il bello anche del nostro palio. Ecco, ogni squadra è formata da quante persone? Qui chiediamo al Presidente, che lui tra l'altro era un ex atleta della squadra, lui ha partecipato dal vivo, diciamo, a questa. Quante ne ha vinte, Presidente? Delle Borgate ne ho vinto 8. Però. Poi ho vinto 2 comunali e un super palio. Beh, insomma, quindi voglio dire, ha un curriculum d'eccezione, ecco. E da quante persone è formata ogni squadra? Ogni squadra è formata da 2 corridori. Uno che butta dentro le pannocchie sulla macchina, che ero io una volta. Uno che mena il manico della macchina. Le 2 ragazze che raccolgono la granella sotto alla macchina. Quello che butta dentro le ceste sulla macchina con le pannocchie, quello che lega i sacchi, e basta. Non dimentico, Dopo c'è il capo borgata, c'è il padron di casa e la massera, e il boccia che porta il gagliardetto. Dopo ci sono le riserve, dopo dipende da squadra, quante riserve, uno ne ha 2, 3, dipende. Ha mai partecipato lei, Sindaco? Non come atleta, con lo spirito. Con lo spirito sì, diciamo che li ho visti tutti 33, con vari ruoli, anche da semplice spettatore o da amministratore. È una bella esperienza, anche perché oltre ai 10-15 atleti, una squadra ha molti altri componenti, e poi tutte le famiglie sono coinvolte di queste. Io credo che non meno di 50 persone a squadra sono coinvolte, quindi su un comune di 10.000 abitanti 1 migliaio di persone sono coinvolte. La maggior parte di Trevignano, perché ci sono le 6 borgate, oltre che la squadra della frazione. Ecco, è un segno di comunità, e aiuta a fare comunità questo, perché il fatto che ci si trova anche gareggiando, ma
andando a mangiare assieme, confrontandosi, è una bella esperienza. Quindi la considero uno degli eventi più importanti del comune di Trevignano. Noi sappiamo che sempre più anche il turista che arriva qui cerca questi eventi per immergersi proprio nella cultura, nella storicità del territorio che visita. Le ricadute che può avere un evento così e la volontà di mantenerli così vivi, anzi, come ci spiegava l'assessore, di farli crescere anno dopo anno, ha proprio anche questa volontà. No, certamente, anch'io quando mi muovo in vacanza cerco di andare alle feste paesane perché ti danno uno spaccato della vita del territorio, ti fanno vivere un'esperienza nella zona dove hai deciso di andare in vacanza. Ecco, sicuramente Trevignano non è una località turistica, però da un punto di vista enogastronomico di feste può dire la sua, perché oltre al palio abbiamo altre 3 sagre importanti, una per frazione, ed è un momento sia comunitario ma anche per far vedere una certa bellezza che insomma dopo Trevignano a Villa Onigo ha qualche elemento da visitare durante la manifestazione, e comunque c'è un movimento anche economico di tutte le attività produttive del comune che si danno da fare per sostenere la festa proprio come elemento unificante. Anche perché proprio sappiamo che poi questi appuntamenti chiaramente richiamano magari anche persone fuori Trevignano che vengono e quindi si fermano al bar, poi vanno per cui c'è un indotto economico importante dietro questi eventi. Sicuramente, gente chiama gente, dicevano, e quindi i nostri vecchi, e quindi è una bella esperienza, però l'aspetto che a me piace di più è quello proprio interno. Trevignano nella competizione si unisce per fare una bella festa e per far vedere il meglio di sé. È un evento, lei fa parte appunto assessore dello staff organizzativo, e richiede fatica organizzare degli eventi così. Diceva prima il sindaco all'inizio l'importanza del volontariato, che lo ricordiamo sempre essere fondamentale nelle amministrazioni, in chi organizza degli eventi del genere. Sì, quello che lei dice è perfettamente vero, cioè queste manifestazioni come tante altre senza il volontariato non ci sarebbero. Ormai il volontariato, ma in tutte le cose, è fondamentale, infatti anche per questo, ma sia come amministratore che come organizzatore, ripeto i ringraziamenti del sindaco a tutti quelli che dedicano forze e tempo, perché ormai il tempo è una delle cose che la gente fa più fatica a dedicare. E vi assicuro che chi organizza il palio, chi lavora durante il palio, di tempo ne dedica tantissimo. Ne dedica tantissimo perché, come diceva lei, le cose da preparare sono tante sotto vari ambiti. C'è la parte burocratica, c'è la parte dello spettacolo, c'è la parte della cucina, che anche quella si sta ingrandendo sempre di più e quindi richiede sempre più volontari. C'è poi il servizio anche a quel momento, perché il semplice fatto anche di tenere pulito il posto, richiede tempo e forza delle persone, insomma. Però, come diceva il sindaco, la cosa bella, e ce ne siamo accorti soprattutto negli ultimi anni, vedo qua anche nell'organizzazione, è quella della coesione proprio di tutto il paese. Le faccio un esempio: a un tempo i chioschi della birra venivano gestiti dai ragazzi, i nostri fioi della birra, i quali adesso magari hanno altre mansioni, aiutano con cose diverse, si sono specializzati in altro, e durante la settimana alcuni chioschi sono gestiti dalle squadre, chiamiamole così, delle altre frazioni. Cioè, questa è una cosa veramente bella, perché c'è Falzè che ha il suo chiosco, c'è Musano che ha il suo chiosco, c'è Signoressa che aiuta. Quindi la cosa proprio bella è quella di unire tutto il paese. Infatti, se lei, tra l'altro, anche visivamente lo uniscono, se lei passa in questi giorni a Trevignano, è addobbato a festa. In ogni frazione vede i fiocchi, cioè del colore della frazione, e poi nella parte di Trevignano i fiocchi del borgo. Quindi ognuno ci tiene al proprio borgo, alla propria frazione, però poi alla fine tutti si uniscono per festeggiare, insomma, e per portare avanti questa tradizione. Ed è bello, sindaco, che ci siano anche tanti giovani. Si parla spesso di giovani protagonisti di atti poco simpatici, mettiamola così. Vederli coinvolti nella tradizione, nel proprio paese, insomma, è la bella gioventù che è poi la maggior parte, ecco, dei giovani. No, è la stragrande maggioranza dei giovani, sono dei bravi ragazzi di tutte le categorie. Il problema è che
per fare confusione bastano due e fanno tantissima confusione. Come io dico che anche su altri versi, quando un posto è pulito basta una sola persona che sporca per lasciare il segno e creare disagio. No, io sono contento della partecipazione e del coinvolgimento di tutti i cittadini che vanno da tutte le età. Poi volevo fare anche un appunto sul fatto che il volontariato sono bravi, perché organizzare una manifestazione è sempre più complicato. È complicato perché il mondo è sempre più difficile, ci sono delle normative da rispettare e tutte le associazioni hanno imparato che per stare tranquilli e per godersi bene la festa bisogna fare le cose per bene. Su questo bisogna ringraziare anche la nostra Proloco, che ha sempre dato il supporto formativo, come tutta l'associazione L'Umpli, no? Che su questo ha lavorato tanto per intanto fare mediazioni dal punto di vista normativo con gli enti sovraordinati, ma anche soprattutto a livello di formazione di tutti i volontari, perché è bello lavorare, ma è anche bello lavorare in sicurezza. Assolutamente sì. E allora l'appuntamento è dal 20 al 28 giugno con le dirette, le ricordo, il 27 giugno diretta su Antenna 3 a partire dalle 20:15 e poi la diretta di domenica a partire dalle 17 per seguire i momenti clou del Palio di Trevignano, 33esima edizione del Batar Panoce. Grazie al sindaco Franco Bonesso, grazie al presidente del Palio Claudio Pozzovone, grazie all'assessore Alessandro Sorio. Buona festa, buon Palio e poi insomma naturalmente noi vi racconteremo come va, perché c'è anche la gara vera e propria, quindi sarà doveroso parlare e raccontare anche della gara. E vi aspettiamo in presenza tutti quelli che possono venire a Trevignano. Assolutamente sì, per godere di questo ricchissimo calendario di eventi per il Palio di Trevignano. Grazie davvero ai miei ospiti, noi continuiamo con la cronaca. Duomo di Schio gremito per l'ultimo saluto a Sofia dalle Nogare, la giovane di 24 anni che ha perso la vita domenica sul soio Duderle a Valli del Pasubio. Il ricordo commosso di parenti e amici, mentre il parroco ha detto: nel suo stile di vita un insegnamento per tutti, siamo nati per essere creature in cammino, chiamati a non adagiarci. Nel Duomo gremito una comunità che si stringe alla famiglia di Sofia dalle Nogare, la 24enne, tragicamente scomparsa domenica sul soio Duderle nel gruppo del Pasubio. Il ricordo commosso nelle parole di Don Luigi Fontana, conosciuta anche per il suo legame con il mondo sportivo cittadino, il nuoto, la montagna, descritta da chi la conosceva come brillante, instancabile, vivace come un ruscello. Lascia a tutti un insegnamento e un monito legati al suo stile di vita. C'è un monte i cui sentieri possono essere percorsi da ogni uomo. Sono i sentieri che portano alla vita vera. Sofia ha scelto il cammino come cifra della sua vita, il salire come dimensione esistenziale. Siamo uomini e donne chiamati a non adagiarci, a non sederci appagati di ciò che siamo. Siamo esseri in cammino. Grazie Sofia per ricordarcelo con la tua vita. Siamo nati per essere creature in cammino. E da Schio un pensiero collettivo si è levato anche nel ricordare il compagno di arrampicata, il 25enne Giosuè Baldissera, che assieme a lei è rimasto vittima del tragico incidente in cui per causa al vaglio degli inquirenti sono precipitati per un centinaio di metri. Giovani vite spezzate che la comunità piange. Anche per il giovane vigile del fuoco che lavorava al distaccamento di Asiago è il giorno del ricordo attraverso un'ultima festa in cui i genitori accoglieranno parenti, colleghi e amici per l'ultimo saluto a casa. Voltiamo pagina, la Dunala Triveneta di Gemona sarà aperta domani alle 14:30 la mostra fotografica e raccolta cimeli del cantiere ANA numero 8 a Osoppo. In anteprima per i nostri telespettatori le prime immagini. Siamo qui all'interno della mostra che verrà aperta ufficialmente il venerdì alle 14:30. Perché non appaio in video? Per un semplice motivo: vi stiamo presentando qualcosa di particolare. Questo è il cartello originale, grazie a Alessandro Fiermonte, piazzato al momento in cui è stato dato avvio al cantiere 8 di Osoppo. Queste sono tutte le sezioni ANA che hanno partecipato durante quel periodo per quanto riguarda il cantiere di Osoppo.
Osoppo. Come detto sono 11 cantieri alla fine realizzati e allora andiamo a sentire innanzitutto dal Presidente della sezione ANA di Gemona perché avete scelto Osoppo. Abbiamo scelto Osoppo perché ha tutta la documentazione, una documentazione conservata in modo veramente preciso e il grande merito di questa scelta è proprio dell'albergatore Paolo Pittis, che in tutti questi 50 anni ha conservato le foto, ha conservato la documentazione e noi abbiamo pensato che sia giusto farla a Osoppo nel cantiere 4 che idealmente rappresenta tutti i cantieri, quindi noi quando inaugureremo la mostra venerdì alle 14:30 avremo i presidenti un po' di tutti i cantieri, diciamo così. Vi stiamo facendo vedere in anteprima quello che è la mostra perché è una sorta di spoilerata in anticipo riservata a TV12 questa. Ecco, sì, ci sono 35 pannelli veramente tratti dalle foto che aveva conservato Paolo Pittis, li abbiamo ingranditi e quindi sono convinto che sarà una grande mostra proprio perché c'è tanta documentazione originale, quindi c'è tutta la storia del cantiere, tutte le persone che ci sono state e sono cambiate alcune sezioni, non c'è ad esempio più la sezione di Ancona ma si chiama sezione Marche, cioè rappresenta tutta la regione. Il tempo passa. Ecco, il tempo passa, però tanti presidenti, anche oggi mi ha chiamato il presidente di Piacenza dicendo che a mezzogiorno venerdì sarà qui col vessillo, quindi una bella soddisfazione. Diciamo. Presidente, siamo pronti per questo? Siamo pronti, lavoriamo continuamente, ormai mancano pochi giorni e siamo pronti veramente per accogliere tutta la gente che verrà da tutto il centro-nord. Allora andiamo a sentire invece colui che ha raccolto tutto questo materiale, tra l'altro lei le ricorda qualcosa perché mi raccontava all'inizio, pochi minuti prima di andare in onda, lei fu estratto dai Vigili del Fuoco di Vicenza qualche ora dopo la prima scossa del 6 maggio. Sì, è vero, sì, è questo sì. Io devo dire la verità, per 20 centimetri in altezza ho vissuto ancora 50 anni. Ecco, ritornando invece a storia del cantiere, era impossibile dimenticare queste persone. Quindi io, grazie anche a collaboratori così che avevano preso degli appunti, li ho registrati tutti. Ci sono prima la loro storia, dopodiché ci sono i responsabili dei vari settori che c'erano, dopo ci sono una ventina di alpini in armi che erano venuti dalle brigate aerobiche e tridentina, e qui devo dire che a un paio di questi militari in armi era sopraggiunto qui ad Osoppo il congedo, ci rimasero assieme e poi ci sono i 600 nomi che sono tutti ben scritti dalle sezioni che loro erano arrivati. Qui ricordiamo anche il loro capocantiere che era l'ingegner Renzo Les, che la città di Osoppo, in onore di tutti questi, le dette la cittadinanza onoraria. Ecco, abbiamo visto che c'è anche un libro dedicato, ma tutto questo invitiamo già i nostri amici, ripetiamo alle 14:30 ci sarà il taglio ufficiale del nastro venerdì, ma poi fino a fine luglio c'è la possibilità di visitare questa bella mostra che riporta, insomma, fa capire cos'erano i cantieri ANA. Sì, è vero, noi vogliamo tenerla almeno fino a metà luglio e farla visitare anche dei ragazzi, quelli che faranno i campi estivi, diciamo, qui in paese. Mi sono già accordato con loro e tramite Paolo spiegheremo cosa è successo 50 anni fa ad Osoppo. E soprattutto si può vivere e ancora respirare, no? Quei momenti in cui diciamo sempre da quelle macerie c'è stato un seme che è germogliato e ha creato il modello Friuli. Esatto, è vero. È ripetuto molte volte, ma credo che sia veramente successo questo, quello che il modello Friuli ha fatto scuola, è vero. E naturalmente Antena 3 seguirà con servizi nei telegiornali e con dirette questa Triveneta di Gemona. Domani alle 8:15 collegamenti da Gemona e Venzone per la commemorazione dei caduti delle guerre del terremoto del 76. Alle 21, sempre domani, nel Duomo di Gemona in diretta la serata con i cori alpini. Sabato dalle 8:15 per tutto il giorno collegamenti con i nostri inviati e poi domenica dalle 7:15 racconteremo lo sfilamento per le vie di Gemona. Io adesso vi lascio studio e parola al nostro Christian Arboit per un approfondimento di sanità. Insieme a lui il professor Luca Antonini, vicepresidente della Corte Costituzionale, e il professor Paolo Pauletto, direttore del Centro Medico di San Biagio, per parlare della sanità
problematiche ma anche le nuove frontiere, un approfondimento molto particolare e molto attento su quelle che sono proprio le nuove sfide per la nostra sanità. E poi vi ricordo che alle 16:15 ci sarà il film The Old Man of the Gun. Io vi ringrazio e appunto lascio la parola a Cristiana Arboit. Rientriamo in studio, rientriamo in diretta per un approfondimento doveroso, per certi versi urgente. Spesso nei nostri telegiornali parliamo di sanità, dei problemi della sanità, diamo voce a tutti voi telespettatori, raccontiamo le difficoltà ma anche le opportunità di un sistema che comunque continua a evolvere tra mille difficoltà. Una fotografia precisa, oggi la scattiamo con due ospiti d'eccezione che saluto e ringrazio: il professor Luca Antonini, vicepresidente della Corte Costituzionale, professore di diritto costituzionale all'Università di Padova. Buongiorno professore. Buongiorno. E buongiorno al professor Paolo Pauletto, che è direttore medico del Centro Medico San Biagio, che fa parte del gruppo, è uno dei principali gruppi sanitari di salute del paese, il gruppo GHC. Grazie professore. Grazie a voi. Allora, professor Antonini, perché è urgente parlare di sanità? Noi oggi partiamo da una sua pubblicazione che ha scritto a quattro mani con il professor Stefano Zamagni, che è un economista illustre dell'Università di Bologna. Pensare la sanità è il titolo di questo libro, che è edito da Studium, terapie per la sanità malata. Terapie d'urto, mi verrebbe da dire, per la sanità malata. Perché siamo di fronte a una sanità malata? Perché oggi stanno venendo al pettine nodi che si sono accumulati negli ultimi 2 decenni e rispetto ai quali non è stato fatto nulla. Pensiamo per esempio come è cambiata la piramide sociale, cioè la popolazione. Quando è nato il Servizio Sanitario Nazionale nel 1978, grazie a Tina Anselmi, la popolazione aveva una vita media intorno ai 64-65 anni, ogni famiglia aveva circa 2 figli in media. Oggi la vita media è arrivata a 85 anni e la natalità italiana è tra le più basse d'Europa, no? Quindi è completamente rovesciata, non c'è più popolazione giovane, c'è tanta popolazione anziana. Pensiamo poi agli sviluppi straordinari che ci sono stati in medicina. Oggi tu puoi curare per esempio tumori prima incurabili come quello al pancreas, ma i farmaci oncologici che servono per curare questi tumori costano magari 100.000, 200.000 euro a dose. Quindi progressi straordinari della medicina, però anche costi enormi. Abbiamo perso dal 2000 circa 180.000 fra medici e infermieri che sono andati all'estero. Perché? Perché in Italia in fondo si trovano male, troppa burocrazia, troppo male pagati, troppi ostacoli per esempio a una carriera, a diventare primari, eccetera eccetera. E quindi io ho tanti amici, sento ma tuo figlio mi ha fatto medicina, adesso dov'è? È a Londra, è in Austria, è in altre parti del mondo. Quindi noi li abbiamo formati e poi dopo li abbiamo persi. Abbiamo il problema dei medici di medicina generale, che è il primo anello della catena che unisce la persona col Servizio Sanitario Nazionale. Anche qui ne abbiamo pochissimi perché si stanno pensionando in tanti. Spesso come Corte Costituzionale noi verifichiamo che questi medici che la gente non partecipa ai concorsi, i concorsi vanno deserti perché non è più attrattiva come professione. Quindi dicevo, stanno venendo al pettine tutta una serie di nodi e il dibattito che si sente in televisione, in giro sulla sanità è un dibattito sciatto, Per questo abbiamo voluto scrivere il libro, per dare un contenuto al dibattito, un senso anche di responsabilità che abbiamo sentito con Stefano Zamagni, cioè bisogna tornare a pensare alla sanità. C'era Hannah Arendt che diceva che la banalità del male, cioè quella banalità del male che lei imputa a Eichmann, al criminale nazista che portò allo sterminio milioni di ebrei, che venne poi condannato a morte nel processo di Gerusalemme, no? Contro i criminali nazisti. Lui pensava di obbedire agli ordini, quindi non si reputava un criminale, perché lui aveva obbedito a quello che gli ordini e la legge gli dicevano di fare.
Questa è la banalità del male, non si è reso conto che portava bambini, donne, uomini al massacro, no? La banalità del male, pensava di obbedire, cioè pensava di essere un burocrate. E Hannah Arendt dice che questo è il male peggiore, il male più pericoloso, quello che avviene dentro questa banalità, perché è un male di cui non ci si accorge, è un male di cui nessuno si accorge. Allora lei dice la banalità del male non è la presenza del demoniaco, ma è l'assenza del pensiero. L'imputazione che fa a Eichmann è l'assenza del pensiero, che può creare questo male spaventosamente grave, spaventosamente grave. La banalità, mi piace questa espressione. E allora quello che voglio dire è dentro questa banalità con cui oggi si pensa alla sanità che sta avvenendo il declino di un sistema sanitario che è stato fra i primi al mondo, e questo a mio avviso noi non possiamo permetterci, perché abbiamo sempre avuto una tradizione forte, il nostro sistema sanitario ha avuto sempre un'anima forte. No, l'ha avuto nel momento dell'Assemblea Costituente, lo diciamo nel libro, l'ha avuto nel momento in cui è nato il sistema sanitario nazionale, l'ha avuto poi in certe riforme degli anni dopo, ma negli ultimi 20 anni è come se fosse rimasto un sistema senza anima. E noi ci siamo accorti nel momento del Covid. E ce ne accorgiamo oggi, la gente se ne accorge oggi in tanta problemi che trova quando deve andare a farsi curare nel sistema pubblico. Recentemente il rapporto Istat sulla povertà ha detto che tantissimi anziani oggi soffrono la povertà sanitaria, cioè la loro solitudine nasce anche dal fatto che non riescono a farsi curare. E questo è un dramma, è un dramma collettivo, personale e collettivo. Quindi professore, bisogna recuperare quel pensiero forte che è stato alla base del sistema sanitario nazionale. Lei ha citato Tina Anselmi. Sì, un pensiero forte che va contestualizzato all'oggi. Bisogna rendersi conto che le circostanze sono cambiate, che i nodi sono venuti al pettine e bisogna trovare il modo per affrontarlo. Noi nel libro diciamo ci vorrebbe un'alleanza bipartisan della politica per fare quello che occorre fare senza paura di perdere voti, senza paura di scontentare qualcuno, ma fare quelle cose che non sono cose che richiedono tempi biblici, sono cose che richiedono una serie di interventi forse quasi banali, ma che se fatti permetterebbero di salvare il sistema. Quell'alleanza bipartisan che aveva portato i costituenti a formulare e a stendere l'articolo 32, che resta un caposaldo. Bipartisan che poi aveva appoggiato Tina Anselmi nel momento in cui ha fatto nel 78 la riforma, perché nasce dal quarto governo Andreotti che aveva l'appoggio esterno del PC, quindi la trasversalità è sempre stata un fattore che ha unito rispetto ai problemi della sanità. Dicevo, nel libro noi affrontiamo tanti di questi problemi. Andando in giro a presentarlo mi sono reso conto, parlandone anche con colleghi come il professor Pauletto e tanti altri, mi sono reso conto che sotto il tappeto stiamo nascondendo tanta polvere, sotto il tappeto. È il momento di alzarlo oppure sarà troppo tardi. Professor Pauletto, perché stiamo nascondendo tutta questa polvere? Beh, il perché lo stiamo nascondendo è piuttosto complesso da dire. Diciamo che, come giustamente diceva il professor Antonini, la politica non sta trovando lo spartito giusto per parlarsi di sanità, e sarebbe essenziale, perché non c'è molto da inventarsi in teoria, perché in Europa, parliamo di Unione Europea, perché il resto del mondo ha una diversificazione di sistemi sanitari notevole e imparagonabile all'Europa. Uno dei beni dell'Europa, uno dei vantaggi di vita che ha l'Europa e per la quale tanti vogliono venirci a vivere anche a costo della vita, è proprio diciamo quel calice di servizi sociali che sono disponibili, e in primis quello sulla salute. Questo è il vero punto forte del nostro welfare. L'Europa ha soltanto 511 milioni di abitanti, l'Europa comunitaria, su 8 miliardi di persone, ma possiede più del 50% del welfare mondiale. Questo anche perché abbiamo potuto risparmiare quattrini da dedicare alla difesa per dedicarli per esempio alla salute, finora è stato possibile, fortunatamente. Allora noi dobbiamo chiederci come mai siamo diventati inadeguati. Alcune cose sono dette molto bene nel libro del professor Antonini e del professor Zamagni, altre cose le ha accennate adesso il professor Antonini, e io direi che quello che è mancato
sono mancate essenzialmente 3 cose. Primo, una visione bipartisan e dire la salute è un bene comune. I sistemi sanitari in Europa non possono essere che di un tipo, cioè misti, pubblico-privato, e dobbiamo farli ragionare insieme e portarli avanti. E questo non si riesce a fare per motivi biecamente elettoralistici, a mio modesto parere. E questo è un problema. Quindi si affronta con troppa ideologia questo nodo? Assolutamente con troppa ideologia. Se lei va a vedere la sanità regionale nelle regioni governate dal centro-destra o dal centro-sinistra, le differenze sono soltanto in funzione della storia di quelle regioni e basta. Se io lo dico in maniera molto semplice, se con la bacchetta magica facciamo votare la sinistra a tutti i veneti e il centro-destra a tutti gli emiliano-romagnoli e torniamo dopo 10 anni, non è cambiato niente, perché quello che è il risultato delle 2 migliori sanità italiane, che sono quelle che ho appena nominato, è dovuto al fatto che c'è un sistema in cui le scuole funzionano, le strade sono pulite, la gente paga le tasse, c'è una società civile che cammina e funziona. Quindi il fattore territorio fa la differenza? Ah, ma certamente. Non è che si possano rimescolare le carte rimescolando i partiti che le governano o i dirigenti che vengono da un'altra parte d'Italia. È la storia del posto. Filosofo Hegel diceva: ciascun popolo porta su di sé il fardello della propria storia. Si vede anche in piccolo da noi, dentro ciascun paese. Quella che è la sanità regionale è il frutto della storia delle varie regioni e non si cancella con un decreto ministeriale o con un atto. Quindi l'integrazione pubblico-privata è un processo ineludibile, lei dice? Certo, ma certo, c'è già, solo che è imperfetto e gestito male. E infine abbiamo un altro paio, abbiamo molti problemi in realtà. Uno è il fatto che abbiamo un debito pubblico molto pesante. Ogni italiano, oggi come oggi, ogni anno ha a disposizione 3.000 euro pro capite per la sanità e sono uno sforzo notevole e chiunque governi più di lì non può arrivare. Gli studiosi lo sanno, lo hanno descritto molto bene, che se ne dica nelle trasmissioni televisive fra i vari uomini politici che se ne occupano. Per fare un paragone, la Germania, che può mettere il 10% del suo PIL, cosa che noi non possiamo fare per il nostro debito pubblico, ha a disposizione 6.000 euro, esattamente il doppio pro capite. E quindi capite che questa è una grande limitazione obiettiva a chiunque governi. Quindi questo dobbiamo gestire in maniera ottimale. Diciamo che siamo di fronte a un bilancio vincolato. Detto questo, ci sono delle soluzioni, professor Antonini, a costo zero? Sì, ci sono delle soluzioni a costo zero. Devo dire che il problema delle risorse c'è, però forse noi un po' ce l'abbiamo sempre avuto il debito pubblico, no? Però nel 2009 la nostra sanità era la seconda al mondo per qualità e l'11ª per spesa, quindi è una sanità che si era strutturata in modo veramente ottimale. È uno dei pochi casi in cui le pubbliche amministrazioni erano ai primi posti nelle classifiche OCSE. E questo dipendeva da alcune regioni che straordinariamente eccellenti, a fronte di altre che invece funzionavano male. Però quelle erano così eccellenti che portavano l'intero paese in media a essere al secondo posto al mondo per qualità, prima era la Francia, e 11° per spesa, no? E la nostra sanità in proporzione costa il 50% in meno di quella degli Stati Uniti, che è una sanità che non cura tutti. Quindi c'era una specie di miracolo, no? Una specie di calabrone che non si capiva come riusciva a volare. E il fatto è che la dedizione, il modello organizzativo, le tradizioni anche, avevano portato a questo sviluppo, anche le tradizioni in senso umanistico, che dopo magari ci ritorniamo su questo, che è importante. Però voglio dire, allora, se un motore si sta rompendo, non è il problema di metterci più benzina, il problema è di aggiustare il motore. Quindi oggi, mentre il dibattito in genere viene semplificato, cioè più risorse, meno risorse, ma no, il problema è aggiustare il motore, perché se tu metti benzina
benzina in un motore rotto non è che cammina, no? Puoi metterci tutta la benzina che vuoi, ma il motore non camminerà. Allora noi dobbiamo aggiustare il motore, e per aggiustare il motore occorrono cose banali certe volte, come diceva lei, anche a costo zero. Per esempio, non è possibile che un medico di medicina generale impieghi 2 ore in burocrazia per ogni ora che passa a curare un paziente. Per ogni ora di visita 2 ore di burocrazia. Questo perché ha dei modelli informatici su cui deve lavorare, che fa il fascicolo elettronico, unitario, i PAI, eccetera, i piani di assistenza individualizzata, in cui lui ha i modelli informatici che non dialogano. Quindi si trova in un ginepraio informatico per cui perde 2 ore in burocrazia per ogni ora di cura vera. Questo banalmente basterebbe unificare il sistema informatico, modernizzarlo. Questa è una cosa che per esempio io vedo tanti medici di medicina generale, soprattutto giovani, che sono bravissimi, soprattutto giovani devo dire, bravissimi, e sarebbero disposti a accettare anche riforme radicali del loro modo di lavorare. Per esempio sarebbero disposti a essere pagati non in base al numero degli assistiti, che tu puoi avere tanti assistiti ma poi disinteressarsi completamente di loro, ma essere pagati non, per esempio rispetto ai piani di assistenza individualizzati, che sono il futuro della sanità. Cioè questo piano di assistenza individualizzato vuol dire che tu hai una specie di cartella elettronica dove c'è scritto tutta la prevenzione che devi fare. Per esempio oggi la prevenzione è fondamentale. Dicevo, oggi hai per esempio tumori, li riesci a curare, però costi enormi per i farmaci oncologici. Se tu riesci a prevenire il tumore con gli screening, per esempio la prevenzione è una cosa fondamentale. Noi spendiamo solo il 5% del fondo sanitario in prevenzione. La prevenzione andrebbe incrementale. Più incrementi la prevenzione, più renderai sostenibile il sistema sanitario nazionale. Perché se io prevengo evito di curare, cioè non devo prendere la persona prima che si ammali, quindi non cruciale, quando si è ammalato. Cruciale è lo strumento del PAI. Cruciale è lo strumento del PAI perché permette un piano di assistenza individualizzato che ti dice anche quando, il momento, con che ricorrenze, eccetera, devi fare questa prevenzione, e anche tutto, diciamo, l'insieme delle malattie o delle potenziali malattie che puoi avere e come devono essere curate, con che scadenze. Questo sarebbe fondamentale, perché noi ristabiliremmo un rapporto fra il medico di medicina generale e il paziente che è fondamentale, e avremmo anche poi una serie di dati a disposizione che con l'intelligenza artificiale diventerebbero fondamentali anche per programmare la prevenzione a livello nazionale, no? Quindi ci sono delle cose che costerebbero poco, forse hanno un po' di costo politico, nel senso del cambiamento. Un cambiamento sempre un po' costa, perché alla fine scontenta qualcuno, magari scontenti i vecchi medici di medicina generale, certo, mentre i giovani sarebbero contenti. Poi bisogna far funzionare le case di comunità. Abbiamo creato le case di comunità, però allora ci vuole la gente che le riempie, e anche qui il ruolo dei medici di medicina generale potrebbe essere veramente importante. Diciamo che questo è un tasto dolente. Poi dopo un'altra cosa che si potrebbe fare, forse questa, non so se a costo zero o se qualcosa costa, però se qualcosa costa varrebbe la pena. Per esempio non puoi, i medici di pronto soccorso, francamente ormai sono specializzazioni queste in cui non ci vuole andare nessuno. Perché se tu vai a fare il medico di pronto soccorso guadagnerai poco, sarai a rischio di prendere botte da tutte le parti, perché poi la gente, siccome non funziona il canale dei medici in medicina generale, alla fine tutti finiscono al pronto soccorso, intasiamo il pronto soccorso, il povero medico che è lì è il parafulmine, il capro espiatorio di tutta l'inefficienza del sistema. Ma chi è l'uomo o la donna che può decidere di andare a fare come specializzazione il medico di medicina di pronto soccorso? E quindi come se ne esce? E se ne esce facendo delle retribuzioni differite, cioè devi pagarlo di più sto povero Cristo che va a fare il medico di medicina di pronto soccorso, devi per forza pagarlo di più, se no tutti sceglieranno la dermatologia, sceglieranno la chirurgia plastica, sceglieranno le cose estremamente più remunerative. Ma chi glielo fa fare ad andare lì? Noi dobbiamo trovare il chi glielo fa fare, primo in un aspetto anche culturale. Dobbiamo tornare a far capire che comunque chi fa medicina lo deve cominciare a fare un po' per vocazione anche. Questo è il tema dell'umanizzazione delle cure. Cioè al centro, e il libro lo mette bene in evidenza, non ci deve essere la malattia, ci deve essere la persona malata. Dobbiamo uscire da un'idea cartesiana per cui esiste la malattia e non la malattia. No, esiste la persona malata. C'era il libro, racconta di un ospedale medievale dove c'era scritto proprio all'ingresso: se tu ti ammalerai noi ti guariremo, se non riusciremo a guarirti ti cureremo, prenderemo cura di te, se non riusciremo a curarti ti consoleremo.
Ecco, questa è la medicina umanistica. Io ho visto tante volte medici straordinari e in termini di eccellenza, in termini di capacità, trattare malissimo i loro pazienti, trattarli malissimo, come dei cani. Questo non deve avvenire. No, noi abbiamo una tradizione di medicina umanistica che deve essere recuperata. Io conosco benissimo uno dei più importanti medici italiani, che è il direttore scientifico del Gemelli, il professor Gasparini, che la prima domanda che fa ai suoi pazienti è: sei felice? Questa è la domanda con cui lui inizia a prendere rapporto, diciamo, con la persona che ha di fronte, no? Prende rapporto con la persona. Questo un'intelligenza artificiale non potrà mai fare. Se siamo solo invece in termini di competenza, forse un'intelligenza artificiale potrà sostituirci. E l'umanità davvero è a costo zero. Professor Pauletto, diceva il professor Antonini, siamo nel pieno dell'epoca dell'intelligenza artificiale, ma si sconta ancora una frammentazione tecnologica impressionante. Sì. Penso al fascicolo elettronico. Sì. Noi siamo in ritardo, io credo, di almeno 20 anni o di più, o 30, perché paesi come l'Olanda ancora 20-25 anni fa avevano un'unica cartella clinica informatizzata per tutti gli ospedali e per tutti i centri di cura extraospedalieri, per cui il paziente poteva passare da una città all'altra semplicemente facendo aggiungere un pezzo alla sua storia. E questo non sarà possibile neanche col tipo di fascicolo sanitario che stiamo raccogliendo ora, mi pare. Noi siamo molto arretrati dal punto di vista organizzativo. Le migliori sanità oggi sono quelle dei paesi scandinavi, anche quelle sono sanità regionali, anche se le loro differenze regionali sono minime rispetto alle nostre, ma questo perché focalizzano sulla realtà locale, ovviamente. Hanno a disposizione quote di PIL, di finanziamento superiori, ma soprattutto sono organizzati. I medici di base da decenni sono riuniti in gruppi, i medici di famiglia gestiscono l'ospedale periferico, possiamo chiamarlo di comunità, rurale, come vogliamo, gli ambulatori di tipo day hospital, e quindi c'è tutta una varietà di prestazioni, di possibilità che non si limitano a scaricare tutto sull'ospedale per acuti come succede ora e come diceva giustamente il professor Antonini. Quindi siamo in ritardo dal punto di vista organizzativo. L'organizzazione può essere anche a costo zero se viene fatta bene, però ci sono gli ostacoli che gli esseri umani frappongono, perché ognuno difende la sua comfort zone, e questo l'abbiamo visto, e anche ci sono stati degli eccessi di sindacalizzazione di parte che hanno ostacolato il rinnovamento, e questo è molto sbagliato. Bisogna che la classe dirigente in politica aderisca a un nuovo modo di pensare e senta la sanità come un bene comune da discutere non in termini elettoralistici, ma per fare qualcosa per la popolazione, perché altrimenti, andando avanti così, affonderemo. Non è che ci manchino i medici ne abbiamo più della Francia. Il problema è che i medici rifiutano di andare a lavorare nel sistema pubblico perché è diventato insostenibile. Grandi carichi di lavoro, meno restano, più sono sovraccaricati, gli stipendi sono assolutamente inadeguati ed è difficile alzarli perché abbiamo problemi di budget. Bisogna ridefinire il perimetro della sanità pubblica, stabilire rapporti chiari con la sanità privata accreditata, perché alla fine quello che importa al paziente, che non sia un paziente ricco, dei ricchi non ci preoccupiamo, loro hanno molte scelte. Il paziente non abbiente è poco interessato al fatto che le prestazioni, le cure vengano dall'ospedale pubblico o dal privato accreditato. Se con l'impegnativa del medico può andare a ricevere le cure e le diagnosi di cui ha bisogno, abbiamo fatto il servizio perfetto. L'importante è che ci siano dei percorsi strutturati e sostenibili.
Questo non si può fare solo sul pubblico o solo sul privato, e bisognerà anche che chi governa, per la prima volta nella storia di questo Paese, si prenda la responsabilità, se ne ha la capacità, di governare il mondo assicurativo, che in Italia ha sempre governato i governi e non è mai stato governato. Che vadano a vedere come fanno in Svizzera e capiranno come si può fare anche in Italia. Quindi abbiamo bisogno che la nostra classe dirigente faccia un salto in alto. Ma è in grado di farlo questo salto in alto? Ecco, questo io non lo so, perché adesso non voglio dire una cosa cattiva e neanche disperante, perché non è nel mio carattere, però quando parlo di sanità con i politici mi sono accorto che si dividono in due gruppi, quelli che non ne capiscono e quelli che ne capiscono e parlano come quelli che non ne capiscono, perché quelli che non ne capiscono parlano perfettamente in maniera per prendersi i voti. Quindi dall'elettorato. fanno finta di non capire. Esatto, anche quelli che capiscono, perché è facile spiegare alla gente: mancano i medici, togliamo il numero chiuso all'università, così distruggi l'università che in tutto il mondo civile ha numeri programmati e non risolvi il problema. Però alla gente sembra che sia un modo di risolverli i problemi, no? Ma senta Pauletto, la mancanza, la carenza di competenze, di profili nel privato convenzionato si avverte meno che nella sanità pubblica? Ma nella sanità pubblica ci sono grandi competenze, attenzione, io ci sono cresciuto, ci ho passato una cinquantina d'anni credo, un po' di qua e un po' di là, ma nella sanità pubblica la sanità pubblica è importantissima come punto di riferimento, perché è legata all'insegnamento universitario, è legata alla ricerca scientifica, molto più che non la sanità privata che dà prestazioni, e quindi è un patrimonio comune, questo è ineludibile. Ci sono grandi competenze, però vediamo giovani che avevano possibilità di fare strada nel pubblico che abbandonano, vanno all'estero, vanno nel privato. A me è capitato più di una volta un collaboratore, quando lavoravo nel pubblico, dice: sì, vado a lavorare in Francia. Dico, come mai? Dice, la vita a Lione costa come a Treviso, ma lo stipendio è il triplo. Diciamo che qui dovremmo aprire poi il capitolo, il mare magnum dei LEA e quant'altro, però chiaramente non è questa la sede. Diciamo che questa è la fotografia e mi pare di capire che l'importante è riconoscere alla base condizioni uguali per tutti, condizioni di partenza, quindi la possibilità che ciascuna persona sia assistita dal pubblico, dal privato, ma che ci sia quindi questo punto di partenza, o sbaglio, professor Antonini? No, allora io ho paura tante volte a fare una domanda ai giovani e a chiedergli, cioè, senti, ma che differenza c'è fra una democrazia come l'Italia e un'autocrazia come la Cina? Ho paura a fare questa domanda perché temo tante volte che non sappiano rispondere. Perché oggi uno potrebbe dire, beh, ma l'autocrazia è più efficiente, una certa opera pubblica magari in Cina la fanno in 6 mesi, in Italia ci mettiamo 6 anni, no? Allora qual è il vantaggio di vivere in una democrazia? Ecco, io ho paura a fare questa domanda perché se non si capisce per esempio che la sanità, e il professor Pauletto ci insegna che per esempio in Cina non sono curati tutti, perché devi pagarti il 10% del costo di un'operazione. Se un'operazione costa $60.000, tu devi mettere $6.000 e ci sono 800 milioni di persone, no, 600 milioni di persone che vive con $200-300 al mese, quindi non se lo può permettere di essere curati, no? L'autocrazia non guarda questo, la democrazia invece non è solo che vai a votare, è che hai una serie di valori che innerbano la vita sociale, prima fra tutti la solidarietà. Cioè il nostro sistema sanitario universalistico che cura tutti è il simbolo di democrazia. Cioè se muore la sanità in Italia, muore un pezzo di democrazia. Questa è la cosa grave, capite? No, allora noi non sapremmo più. Allora veramente io avrei terrore, non la paura di fare quella domanda a un giovane, perché vorrebbe dire che la risposta non c'è, che non c'è differenza. Invece la differenza è qui, che la democrazia è innervata sulla solidarietà,
su un clima di solidarietà, su un clima dove le leggi si rispettano perché ci si crede, perché si vuole anche il bene della persona che si è vicino, mentre l'autocrazia è fondata solo sul potere e sulla paura del potere. Ecco, se noi perdiamo la sanità in Italia, perdiamo un pezzo della nostra libertà, perdiamo un pezzo della nostra democrazia, e questo sarebbe gravissimo. Cioè perdiamo veramente tanto per quello io parlo volentieri, andiamo a convegni eccetera, perché bisogna far capire alla gente, anche quando va a votare, che è in mano uno strumento fondamentale, e bisogna anche valutare i governi dal punto di vista di quanto si prendono cura della sanità italiana, perché vuol dire quanto si prendono cura della dignità delle persone. Tutti devono essere curati, capito? Nessuno può essere escluso. Non potersi essere curato perché non si hanno i soldi vuol dire che quella persona gli infligge un'umiliazione tremenda. Tremendo, poter non avere i soldi per potersi curare. Mina la democrazia. Questo mina la democrazia. Mina la fiducia. Muore un pezzo di democrazia. Mina la fiducia nei confronti delle istituzioni, questo sì, è. ma mina proprio alla radice il clima sociale, il clima è importantissimo, un clima sociale in cui si vive, un clima in cui c'è il rispetto vero della persona, o un clima dove la persona non conta nulla. Questo si capisce a pelle, capito? E vivere in un posto dove non conta nulla la persona, io devo dire, è molto molto peggio che vivere in una democrazia. E questo è il nocciolo della medicina che lei chiama umanistica. Certo, della medicina umanistica, cioè questa umanizzazione della medicina, cioè la persona considerata nella sua totalità. C'è ancora spazio per questo concetto di medicina umanistica? Io direi di sì, perché ricordo che quando dall'Università di Padova decidemmo di aprire una sede distaccata a Treviso, inizialmente l'idea era quello di chiamarla sede della facoltà di medicina umanistica, ma poi sarebbe stato un minus per Padova, non sarebbe stato giusto, ma poi all'epoca fummo sponsorizzati dalla fondazione Casamarca, dall'onorevole De Poli, che insisteva su questo punto e noi eravamo d'accordo. In realtà bastava tradurlo, come abbiamo cercato di fare nell'insegnamento e nei fatti, nel trasmettere queste nozioni di cui parlava adesso il professor Antonini, e cioè il fatto di avere un libero accesso alle cure anche a chi non è abbiente, di poterlo garantire, significa mettere le persone veramente alla pari e non creare cittadini di serie B, e quindi realizzare quello che è l'essenza della democrazia per come la intendiamo noi oggi nel mondo occidentale. Possiamo ancora fare molto, dovremmo essere in grado, speriamo che i più giovani lo siano, di far crescere una classe politica più matura, una classe politica che non vada in Parlamento solo per conservare quel posto e farsi quella carriera, ma per avere anche la capacità di servire il Paese facendo questo in più rispetto a quello che normalmente farebbero o potrebbero tornare a fare. Finora questo non si è visto. Allo spirito che ispirò l'articolo 32, il sistema sanitario nazionale, che ispirò delle scelte lungimiranti, perché bisogna ritornare alla lungimiranza, fermarsi un attimo come abbiamo fatto oggi per dire la sanità è la base di tutto. Sembra banale dirlo, ma invece è essenziale ribadirlo. Professor Antonini, chiudo con lei. La sanità è la pelle della gente, cosa c'è di più importante di questo? Te ne accorgi quando manca. Te ne accorgi quando manca. Grazie davvero, grazie professor Paolo Pauletto, grazie professor Luca Antonini. Vi ricordo il libro scritto dal professor Antonini a quattro mani con il professor Stefano Zamagni, Pensare la sanità, terapie per la sanità malata, edito da Studium. È un libro che tra l'altro sta andando anche molto bene, perché offre molti spunti e ha aperto un dibattito molto serio e argomentato. Io vi ringrazio davvero per l'attenzione. Rientriamo in diretta alle 18:25 con l'edizione regionale dei nostri telegiornali, 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Grazie alla regia, subito dopo la sigla c'è il meteo, restate su Antenna 3.